Purtroppo anche questa mattina Mirella deve aprire con una triste notizia: è mancato un amico caro di Sveglia Veneti, questo grande uomo, adesso ve lo vedrete nella foto, eccolo qua, Pozzobon, il re dei presepi, questo per creativo numero uno, cioè lui non c'era niente da fare, era un creativo e faceva delle cose meravigliose, ha vinto anche i primi premi, una cosa veramente incredibile per quanto riguarda questa creazione di questi presepi meravigliosi, perché era anche Cavaliere della Repubblica, però una persona veramente incredibilmente vivace. Alfonso, un uomo che non aveva peli sulla lingua, che aveva il coraggio di dire, come piace a Mirella, la verità, quello che pensava. Perciò ciao Alfonso e un grande abbraccio a tutta la famiglia Pozzobon, alla moglie e alla figlia. Detto questo, purtroppo una settimana veramente terribile per Mirella. Voi siete partecipi perché sentite come avete sentito com'è andata questa settimana e di lutti ne ho avuto veramente tanti. Allora, presento subito due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza il dottor Salvatore Cauchi, segretario provinciale Sindacato Medici, perciò sentiremo come sta andando. Grazie veramente segretario per essere qui e per spiegare, ecco, come si è aperto questo 2025, perché chi dice bene, chi dice male, cioè chiariremo. E saluto anche l'avvocato Luca Sprezzola, esperto in diritto civile e del lavoro. Anche qua chi ne ha più ne metta. Grazie anche a lei, avvocato. Allora, dottor Cauchi, ci racconti un po' com'è la situazione per quanto riguarda i medici in generale. Io veramente ricevo tante telefonate di persone che non riescono a curarsi perché non hanno i soldi, ma oltretutto non abbiamo servizi alla persona a casa. L'altro giorno volevo proprio parlarne con lei e anche con l'avvocato Sprezzola per vedere di riuscire a capire cosa sta succedendo. È arrivata una donna che ha per ben 2 volte tentato il suicidio, una donna molto fragile, è venuta qui, era seduta dove è seduto lei, dottore, e ha detto: io non ne posso più Mirella, io devo dire quello che sta capitando. Io nella carta ho 9 persone che mi seguono, psichiatra, psicologi, tutori, di tutto e di più. In realtà non ho nessuno. Sono mesi e mesi che nessuno mi chiama, nessuno mi telefona, dovrei fare una visita, costa 14 euro, non ho un centesimo, l'avvocato di sostegno dice che non è colpa sua, io l'ho chiamato, ma questa donna, se non ci fosse questa grande famiglia di Sveglia Veneti che l'ha aiutata subito, si arriva e si aiuta, cosa farebbe? A chi deve rivolgersi? Poi sentiamo anche l'avvocato, perché 2 volte che ha tentato, è sola, non ha nessuno, non ha un parente, non ha nessuno. Cioè, ho capito che la burocrazia, ma come vivono queste persone? Dottor Cauchi. Mi dispiace sentire queste cose alla soglia del 2025, veramente sono cose che fanno male al cuore e dispiace dal punto di vista così come operatore sanitario e sociale, perché noi medici di medicina generale siamo, oltre che medici, anche operatori del sociale. Ma la signora avrebbe dovuto, penso che l'abbia già fatto e lei lo sa bene, interfacciarsi con l'assistente sociale del suo comune e lei fare da tutor, diciamo, sul percorso sociale della signora come assistenza domiciliare per aiuto quotidiano ai suoi bisogni, alla sua non autosufficienza, quindi aiutandola giornalmente, poi per avere un sussidio attivarsi tramite il suo medico di famiglia per avere una invalidità e quant'altro, o anche la struttura, diciamo, amministrativa del comune per avere proprio un sussidio economico, ecco. Allora, io ho chiamato, perché devo farmi portavoce di queste persone, non posso lasciarle o far solo dare la notizia, a me non me ne frega niente io devo aiutare se posso. Io ho chiamato il comune di residenza e chi per esso doveva rispondere. Mi hanno detto: guarda Mirella, noi non possiamo fare niente come servizi sociali perché è già seguita dai servizi sociali di salute mentale, sono loro che devono occuparsi. Avvocato.
Sì, dunque immagino che la signora abbia una tutela garantita, quindi una sorta di amministratore di sostegno che si interfacci per lei con gli organi, e quindi la problematica dal punto di vista burocratico è già coperta. La questione è che i numeri non giocano a nostro favore, il personale medico, sanitario, nonché anche dal punto di vista burocratico, il comune, l'organizzazione, non hanno i numeri per poter seguire tutti i casi, che sono sempre maggiori e aumentano di giorno in giorno. Conseguentemente c'è questo stallo. Io sono d'accordo con quello che ha detto il dottore. Purtroppo bisogna prima interfacciarsi col proprio medico di base, il quale poi si deve rivolgere ai servizi sociali di competenza. E qua casca il pero, perché questa donna dice: io ho bussato a tutte le porte, ho chiesto aiuto, allora se non sono in grado di aiutarmi mi lasciano da sola, mi arrangio, perché così non è possibile andare avanti, perché prima che ero da sola riuscivo a fare più cose che adesso ho 9 persone, l'ISEE non mi arriva niente, cosa devo fare? Io prima andavo a un CAF e in 3 giorni avevo l'ISEE e non avevo, adesso sono mesi che aspetto, nessuno mi chiama, nessuno mi telefona, e io cosa faccio? E qua il problema, vede avvocato, perché bisogna anche capire che queste persone devono mangiare, devono vivere, devono curarsi, sono persone fragilissime, per ben 2 volte il suicidio, e lei ha detto semplicemente: vorrà dire che mi prenderò una tenda, andrò a Roma, metterò la mia tenda fuori perché io non ne posso più e mi sento presa in giro, dottore. Sì, effettivamente, appunto, come diceva l'avvocato, la coperta è corta, inutile parlarsi qua dietro al dito, signora, perché le risorse che vengono investite in sanità sono sempre poche, nel sociale ancora meno. Non ultimo, è stato, se si ricorda, il caso delle RSA che hanno chiesto un'integrazione, ma è vero, è reale, cioè non ce la fanno più nemmeno loro. Quindi il problema è poi, come si dice dalle mie parti... Sì, però, dottor Cauchi, mi scusi, se uno sta bene, diciamo, in qualche modo si arrangia, perché ci sono i banchi alimentari, ci sono... ma queste persone fragili, ripeto, fragilissime, cioè aspettino che le troviamo morte in casa per riuscire a capire che esistono, che bisogna dare una mano, che bisogna aiutare, perché qua è il mio problema. Se io non fossi arrivata, non aveva cibo, non ha niente da vestire, deve fare la visita, non ha i 14 euro, ma chi si preoccupa? Io chiamo e mi dicono: noi non possiamo fare niente come servizi sociali del comune di residenza, avvocato, perché è già seguita da, ma se non è seguita da, tu mi passi il cerino. Io ho chiamato e ho ricevuto le risposte che ha ricevuto questa donna. A sto punto dico no, adesso lo dico davanti alle telecamere e voglio capire, perché io sarei stanca di sentire che c'è tutto, che non c'è nessun problema, e dopo abbiamo queste persone, perché giustamente lei ha detto qui seduta, come me ce ne sono tantissimi. Sì. È là il problema grande, che non vi rendete conto quanto invisibili ci sono e non contiamo niente. A sto punto io sono arrabbiata, ho detto, ma sono talmente arrabbiata, perché è anche una persona per bene che ragiona, solo che è da sola contro un gigante che non riesce a venirne fuori. Avvocato, cosa si può fare in questo caso? A chi mi devo... Perché a sto punto sono io che divento il suo avvocato di sostegno, perché se l'avvocato continua a mettermi davanti la burocrazia, io ho detto, e sono i servizi sociali, chiamo i servizi sociali, non sono di nostra competenza, ma capisce che questa gente non può sentire queste cose? Prego, avvocato. La signora deve cercare assolutamente di accelerare l'iter di conclusione del suo procedimento per poter avere un'indennità, perché con un'indennità è automaticamente in parte autonoma ed è in grado di far fronte a questi bisogni. Ma in attesa di questo come vive e come si cura sta persona, avvocato? Allora, la signora vive da sola, immagino, quindi non ha un familiare, no, per quello che l'amministratore di sostegno è una persona esterna. Ecco, l'amministratore di sostegno probabilmente avrà anche fatto tutto quanto è dovere. 3 ne ha cambiato.
Ne ha dovuti cambiare 3 perché probabilmente si è trovata in difficoltà o si è trovata male. No, gli hanno cambiati, cioè non so, lei è... Sì, certo. E dal punto di vista pratico, se la domanda è stata fatta, l'unica è intercedere tramite il sindaco di riferimento del comune di residenza per poter accelerare Cosa l'iter. che ho fatto, la risposta è stata, ma è seguita dai nostri servizi sociali. Mirella, è brutto dirlo, però il rapporto non sarà mai 1 a 1. Sì. Ha fatto bene a dirlo, però bisogna anche a casa che riescano a capire, perché io delle volte spingo, non dicono... è solo l'Italia ad avere questo problema, siamo dappertutto, perché non ci sarà mai il rapporto 1-1, è un po' come la necessità di dover a volte sbrigativamente mettere una persona all'interno di una RSA. Quando la metti all'interno di una RSA forse il problema grosso viene risolto, però magari avere la badante a casa o il familiare a casa che ti dà una mano vuol dire avere il rapporto diretto, il cosiddetto rapporto 1-1. Dentro una struttura sei maggiormente seguito perché ci sono più competenze, ma perdi il rapporto Allora, diretto. Questa persona oltretutto, grazie alla mia insistenza, aveva trovato un lavoretto. Aspetti che gliela racconto, visto che lei si occupa di lavoro. Allora, doveva prendere due mezzi di trasporto che lei non guida, non ha nessuna... per prendere neanche 15 euro al giorno e spostarsi in 3 posti diversi. Cioè, capisce, avvocato, che non ci sto più, cioè qui stanno veramente, ecco il dottor Cao che sorride perché veramente la Mirella vi racconta la verità di quello che accade. Ma come fai a dare un lavoro del genere a una persona che deve spostarsi di comune, è una persona con problemi fisici enormi, anche problemi di cuore, e dare delle mansioni incredibilmente gravose per lei, tanto è vero che in pieno agosto è caduta per terra quando è scesa dall'autobus perché il caldo che faceva lei poveretta non ce la fa. Capisce che non c'è il minimo di buon senso neppure di ascoltare e vedere chi hai di fronte e cosa proporre. È questo che mi fa rabbia, perché non puoi fare che tutti diventano dei numeri. Allora c'è questo numero, do questo numero, alla fine ho 1 più 1, 2, sono a posto. Dottor Cauchi, ma la sensibilità, il capire che hai di fronte la fragilità al massimo e che devi aiutare prima di assegnare, devi capire chi è questa persona. È anche è un lavoro del medico, la passione del medico, penso di capire, di aiutare la persona. Prego. Il medico appunto sul territorio, una volta che viene a conoscenza di questi casi, perché glieli portano poi l'amministratore di sostegno, i familiari, non deve fare altro che indirizzare appunto il paziente sia per appunto avere il sostegno ISE che il sostegno sociale. Quindi si chiama o si interfaccia con l'assistente sociale del comune, chiama anche servizi in questo caso psichiatrici e fa da trade union. Però il seguirla, appunto, anche noi siamo comunque oberati, Certo. Passiamo tra virgolette la palla all'amministrativo. Se però qua poi casca il palco, nel senso che avendo tante persone da seguire eccetera non riescono più delle volte a seguire bene tutti. Però rientro sul discorso che diceva sul lavoro, molti comuni attivano il lavoro per servizi sociali, no? Danno dei lavoretti leggeri all'interno del comune per persone fragili. Molti comuni lo fanno, anche il comune dove io risiedo. Questo sarebbe stata la quadratura del cerchio in attesa dell'ISE. Non so se la signora è stata contattata per questo non lo so, però questa è una soluzione. No, è stata contattata, ma il lavoro che hanno trovato era fuori dal comune, ecco, perciò con ben 2 mezzi di trasporto che impedivano molto a questa persona di muoversi anche agevolmente, perché giustamente vi ho spiegato che problemi ha questa persona. Ma per capire, questa mattina ho invitato questi 2 ospiti per far capire che non gira come ve la raccontano, non gira proprio per le fragilità, non gira proprio per queste persone. Ad esempio anche ieri, e qua lo dico anche al dottore, un signore mi ha detto che è andato dal medico di famiglia per una ricetta ed è stato trattato male dalla segreteria, nel senso che lui voleva la ricetta perché è sempre andato dal medico a ritirare questa ricetta. Nel momento che è arrivato, che aveva prenotato la ricetta, no, ve la racconto perché sono storie vere,
La segretaria gli ha detto non troviamo la ricetta, ho chiamato, ho detto ho prenotato, sono venuto qui apposta, anche una giornata non proprio felice, come mai non c'è la ricetta? Non c'è, lei come si chiama? Lui dice il cognome e la segretaria non sente, allora dice non ho capito il cognome, lui alza un attimo la voce per dire e lei dice abbassa i toni. Ha detto, ma Mirella, ma mi scusi, ma è modo questo? Allora, io so che se facevo una sceneggiata sarebbe successo il finimondo perché cane non mangia cane, dice, no? Però non è neanche modo di trattare, anche perché la ricetta automatica, io non ce l'ho. Come funziona? Lei può andare in qualsiasi farmacia. Allora la Mirella cosa ha fatto? Siccome questa storia non mi gira, perché è così... Certo. Ho chiamato un farmacista amico, ho detto com'è questa storia della farmacia? Lui mi ha detto no Mirella, non gira così, deve accreditarsi. Non è che lui può andare in qualsiasi farmacia che la ricetta arriva, deve essere accreditato nella farmacia con un codice fiscale e un documento. Sì, questo per ritirare il farmaco sì, è perché per motivi anche di salute Allora, questa pubblica. Segretaria, invece di incavolarsi, perché lui, poveretto, ha alzato la voce, avvocato, ma perché non aveva sentito il cognome, non ha offeso, non ha fatto niente. Certo. Cioè dobbiamo capire che dobbiamo controllarci tutti un pochino, Certo. perché se cominciamo a alzare tutti l'asticella, perché si è stressati, perché si è oberati del lavoro, perché è stata una giornata pesante, la fragilità che hai di fronte la umili. È questo che mi fa rabbia, perché non si difende. Non si difende la fragilità, attenzione, o diventa rabbiosa e fa danni enormi, oppure rimane umiliata. Ma si può continuare così? Prima cosa, queste ricette, chi è che li spiega come funziona per quelli che non lo sanno? Lui, poveretto, è sempre andato a prendere e a ritirare la ricetta perché non sapeva come fare, perciò vado dal medico come ho sempre fatto, una persona anche diversamente giovane. Chi è che ha spiegato come funziona la ricetta in automatico? Nessuno. Io non so se tutti a casa sanno come funziona, poi ce lo spiegherà bene, dottore, Certo, l'ho invitato. assolutamente. Perché capisce che queste telefonate mi disturbano, perché poi chiamano Mirella, perché Mirella? Ma perché Mirella ascolta? Mirella ascolta, capisce, questa mattina, ecco, vi spiegheremo come funziona, perché abbiamo ancora queste persone che non sanno e poverette fanno strada, impegnano anche del tempo per poi sentirsi umiliati perché secondo qualcuno dovrebbero sapere tutto che non sanno. Avvocato, ma come funziona sta roba qua? Lavoro, sociale? Perché poi uno, se ha la fortuna, si prende anche un avvocato e dice adesso vado dall'avvocato e voglio vederci chiaro. Lei sorride, ma funziona così, dobbiamo girare con gli avvocati, con i commercialisti per fare anche volontariato, pagare. Mi dica lei, avvocato, com'è la situazione? Prego. La signore giustamente avrà avuto probabilmente un qui pro quo davanti alla segretaria con il medico. Allora, per quanto riguarda le ricette, penso che qui il dottore potrà spiegare meglio di me come funziona dal punto di vista tecnico, però penso che il primo referente competente a spiegare questo sia proprio il proprio medico, e quindi il signore è in appuntamento, probabilmente o non ha avuto occasione di chiedere questa cosa perché prima non gli si era presentata, oppure il medico la prima occasione gli spiegherà come funziona. Lei ha fatto una battuta, bisognerebbe sempre girare con l'avvocato. Forse tutto sommato non è neanche sbagliato avere un avvocato, un commercialista grande avvocato, grande, no, perché è così, vedete che mi dà ragione l'avvocato. Avere una persona che magari ha delle competenze specifiche, quindi non necessariamente il ruolo di avvocato, può essere appunto quello di commercialista, il consulente del lavoro o quant'altro, può aiutare nella quotidianità a fare un po' tutto, e non necessariamente la cosa può avere un costo, perché immagino che sappiano quasi tutti, o comunque insomma lo dico, esiste nel nostro ambito come legali come anche altri ordini le liste del gratuito patrocinio, conseguentemente le persone possono comunque accedere ad un sostegno di questo genere senza pagare. Ovviamente stiamo parlando di persone bisognose, non poi certo di apriremo persone. una parentesi, anche per questo l'ho chiamata, per spiegare bene cosa consiste, come consiste il patrocinio gratuito, perché anche qua io ricevo telefonate che dicono io non lo vedo mai, io non vedo mai questa persona che dovrebbe anche tutelarmi e spiegare, perciò vogliamo anche capire, adesso partiamo con la ricetta, e poi cosa comporta questo gratuito patrocinio o l'amministratore di sostegno, cosa deve fare e cosa non può fare. Però prima sentiamo Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo!
Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto mi associo per Alfredo che si è morto, Alfonso. mi associo alla famiglia per fargli le condoglianze e questo signor qua, io ho conosciuto questa trasmissione, io l'ho visto un paio di volte. Con quello che sa e con quello che ha fatto mi si ricorderà altri 50 anni minimo, perché è stata una persona immensa che ha fatto di tutto per tutti. Pace all'anima sua, gliene fusse persone così, va bene, è andato fuori, sa che abbia un po' di pace di più. E dopo, quello che riguarda i medici, adesso i bastoni medici vengono in ospedale, si fa strage, non si ha da fare così, è giusto, però se mi vado con mia mamma in ospedale che ha 90 anni e dopo 12 ore che so che gli mando gentilmente, va bene, che gli faccia qualcosa, cosa come, e mi risponde se gli altri aspettano, mi diría va bene. Un altro che è fuori di testa è stato all'interno del scuola, ma è una logica, è una conseguenza di come che veniamo trattati, perché anche a me amico fiori che saranno già loro per le medicine, perché io le trovo a mie medicine, ma come fariamo con i computer, con quelle robe che c'è? Io vado a pensare che la gente anziana non ha questa tecnologia qua, questa tecnologia qua funzionerà per altri 30 anni, fra 30 anni, quando che è entrata in pieno dei tigri buoni, no? Se ne arriviamo a una certa età, è colpa nostra. Non so, comprende tutti e è finito. Chi che ha bisogna dargli una mano e non aspettare. Se ha bisogno adesso, non va a fare terapie, se uno ha fame, che gli dà da mangiare fra 3 mesi, bisogna aiutarlo subito, uno che ha male, una persona che si soa, ma non se ne rendiamo conto, neanche né a vita, né basta i cantanti, e partire il calcio, tutte quelle robe frivole, che robe che non ha valore, che non serve a niente. Che vuoi una vita neanche che siamo deciotti. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti perché sennò non ce la faccio, ma sei stato chiaro e ti ringrazio anche per le condoglianze alla famiglia Pozzobò. Allora, dottor Cauchi, ci spieghi un po' come funziona questa ricetta elettronica, come bisogna fare e cosa si deve portare per essere autorizzati nelle farmacie a riprendere questo farmaco. Prego. Allora, la ricetta elettronica, la DEMA, così chiamata, è nata circa 4 anni fa, poco prima del Covid. Praticamente, dopo che si è accreditati col medico, nel senso che deve dare l'ok alla privacy, e al fatto che i suoi dati vengono processati in un sistema elettronico che comunque, come lei ben sa, può essere fallibile o attaccabile, quindi uno dà il consenso per la privacy, va dal medico, raccoglie il medico il consenso della privacy. Dal medico o anche dalla farmacista? Anche alla farmacia, okay. O al distretto mi sembra. Ok, tutti e due? Sì. Comunque dal medico. Quando ha la prima occasione che va, dice: dottore, io vorrei che lei... Non vuoi dire più qua, ma... Sì, quando per la ripetizione della terapia cronica, perché si parla di questo, io vorrei che lei, io chiamo la segretaria, eccetera, e che le mie ricette vengano mandate in farmacia. E il medico attiva queste procedure. Una volta che ha attivato la procedura, non fa altro che, tra virgolette, cliccare il farmaco che il paziente richiede, e automaticamente nel giro di 30 secondi la ricetta si trova in farmacia. Questo è per i farmaci in classe A. Quelli che non hanno bisogno dell'autorizzazione, no, che hanno bisogno dell'autorizzazione, sì, quelli che hanno bisogno, esatto, della privacy. Poi ci sono tutta una serie di farmaci, che sono i farmaci di vitamine, i farmaci psicoti per l'insonnia, chiamiamo benzodiazepine, eccetera, che navigano su un altro canale, che non possono essere dematerializzate se non con procedure un po' più particolari. E quelle purtroppo bisogna che il paziente si rechi dal medico ancora a ritirare la ricetta, che dura 1 mese per 3 confezioni, eccetera, massimo, e ogni mese purtroppo il paziente deve chiamare il medico
o la e là segretaria. bisogna presentarsi, però sono farmaci, diciamo, che, particolari, che bisogna avere un certo controllo. Certo, ecco, questo. Il 10% dei farmaci. Comunque anche bisogna essere accreditati certo, per avere questa ricetta. Una volta che il medico emette la ricetta, quella in classe A, tipo antibiotici, antiipertensivi e quant'altro, il paziente si reca al farmacista con il tesserino sanitario, perché può andare chiunque a predice, capisce, per motivi di salute pubblica, tesserino e carta d'identità, ma generalmente c'è il rapporto 1 a 1 col farmacista, li conosce, basta il codice fiscale, digita. Sul codice fiscale compare una tendina di quanti farmaci sono stati prescritti, il farmacista depenna e gli dà il farmaco. Avete capito? Adesso quindi avete capito bene. Carta. Ecco, però non è che sia così semplice, bisogna che ci sia un accreditamento per la private, per tutte queste cose. Siamo stati chiari. Antonio da Padova, vai Antonio. Buongiorno Mirella e buongiorno anche agli ospiti. Buongiorno. Io vorrei fare un discorso nel sociale, diciamo che io sono in casa, praticamente devo fare quadrato perché è aumentata il gas, luce, acqua, il metano è aumentato, le tasse sono aumentate, praticamente io faccio il quadrato, praticamente cerco di arrivare a fine mese anche portando a casa anche la spesa. E per fortuna che non sono un tifoso, perché un tifoso ti puoi immaginare, c'è il calcio il venerdì, il sabato, la domenica, il lunedì e martedì, poi ci sono anche le partite non mi ricordo più come infrasettimanali. Infrasettimanali, brava. Ma io se fossi un tifoso, come faccio ad andare allo stadio e portare a casa il mangiare? Ma Mirella, ma quelli che vanno allo stadio, ma cos'è che mangiano pane e cipolla tutti i giorni? Come fanno ad andare? Cioè, dico io, io parlo per la mia esperienza personale, che dico, ma come fanno la gente ad andare allo stadio? Che lo stadio non è che ti spendi 10 euro, per andare allo stadio ti spendi anche 30, 40, 50, più c'è il viaggio, c'è il trasporto, c'è... Mirella, come fanno? Io li ammiro, faranno sacrifici, cos'è che faranno delle diete apposta, cose che mangeranno pane, acqua, pane e vino. Grazie Antonio, molto chiaro, fammi andare avanti. Comunque sei stato chiaro che punti di domanda ce ne poniamo molti tutti quanti, tutti i giorni, quando vediamo certi veramente comportamenti. Allora, avvocato Sprezzola, poi se vorrà aggiungere qualcosa a quello che ha detto anche il dottore e anche le telefonate, però vorrei capire appunto questo ruolo che hanno sia l'amministratore di sostegno che questi avvocati, ecco, di patrocinio gratuito. Allora, iniziamo, prego. Sì, allora, sono due problematiche diverse. L'amministratore di sostegno è un istituto creato per sopperire ai bisogni delle persone fragili e più bisognose e generalmente viene privilegiato come amministratore di sostegno, cioè colui che è la persona che deve favorire il beneficiario, il familiare, perché necessariamente il rapporto deve essere di natura personale e quindi avere un familiare è la soluzione migliore. È un ruolo necessariamente gratuito. Per Chi cui decide questo, scusi, avvocato? Per quanto riguarda l'amministrazione di sostegno bisogna fare un ricorso da parte al tribunale del luogo dove si trova il residente e il beneficiario, viene fatto a distanza del familiare e dei prossimi congiunti. Vengono convocati davanti a un giudice, si chiama giudice tutelare, questo giudice tutelare nomina l'amministratore che viene presentato come persona indicata. Allora viene sentito anche il beneficiario, chiaramente sempre che sia in grado di essere sentito. Con l'istituzione della telematia è stato possibile sentire i beneficiari anche se non si possono spostare, perché si fanno i collegamenti audiovisivi e conseguentemente si deve sempre sentire il beneficiario che dia il suo consenso. Cosa può accadere se la scelta non avviene all'interno della famiglia? Solitamente la scelta all'interno della famiglia, che ripeto non è quella privilegiata, avviene perché
può capitare che all'interno della famiglia ci sia una sorta di conflittualità e quindi non si sia d'accordo sulla scelta di quello che deve essere l'amministratore di sostegno per la mamma, il fratello, il familiare di turno. Ecco che in questo caso la scelta compete al giudice tutelare, che nomina un esterno e solitamente prende un professionista. Esistono delle liste cui i vari tribunali attingono di professionisti che possono occuparsi di queste cose. Allora, perché dico che la scelta non è privilegiata? Perché capirà anche lei che un professionista che viene nominato ha tutta una serie di determinati incarichi e deve dare il giro a tutti questi incarichi. Il familiare che viene nominato ha solo il proprio beneficiario da seguire e quindi è ovvio e sempre preferibile avere questa soluzione. Dal punto di vista normativo il ruolo del terzo estraneo, quindi il professionista, è gratuito anche per lui, salvo rimborso spese chiaramente. Perdiamo, come dicevamo prima, il rapporto 1 a 1 perché ovviamente c'è tutta una serie di incarichi da dover assolvere e quindi si perde un po' di velocità nella tempistica. Qual è l'incarico che deve assolvere? Sì. Ecco. Allora, l'amministratore di sostegno, innanzitutto partiamo dal presupposto che il beneficiario di un provvedimento di amministratore di sostegno non perde assolutamente la capacità di intendere e di volere, è la ragione per cui l'ordinaria amministrazione compete a lui. Può fare la spesa al supermercato, può guidare la macchina, può fare tutti gli atti necessari, non può compiere gli atti di straordinaria amministrazione, quindi firmare un contratto, per esempio, comprarsi una casa, vendere una casa. Ecco, tutti questi atti che richiedono una determinata capacità cognitiva superiore a quella normale, vengono demandati appunto a questo amministratore di sostegno. L'amministratore di sostegno a sua volta ha come organo vigilante su se stesso e sulla pratica il giudice tutelare, quindi se dovesse rendersi necessario, per esempio, che il beneficiario debba essere inserito all'interno di un istituto, una RSA e qualcosa, e conseguentemente magari viveva in casa, viveva da solo, perde la possibilità di magari fare tutti i bisogni quotidiani, ecco che magari per pagare la retta di struttura si rende necessario vendere la sua casa. Ecco, l'amministratore di sostegno non ha autonomia in tal senso, deve rivolgersi al giudice tutelare e chiedere l'autorizzazione a poterla vendere, e tra l'altro ad un prezzo che viene stabilito come congruo dal tribunale stesso. Allora, diciamo che in qualche maniera è tutelato, perché è il giudice filiera poi che controlla se questo percorso è stato fatto regolarmente. Esatto. Ma è proprio così oppure c'è qualcosa che non va? Allora, se l'amministratore di sostegno è un familiare, è chiaro che per fare cose di questo genere, tipo rivolgersi al giudice tutelare e quant'altro, sarebbe opportuno si rivolgesse ad un professionista, anche perché bisogna andare dal notaio, il notaio richiederà una determinata documentazione, questa documentazione l'amministratore di sostegno magari non ce l'ha, perché noi sappiamo che sono state abolite le sezioni distaccate dei tribunali ed è stato tutto accentrato nei vari tribunali, quindi capiamo che il tribunale di Treviso copre tutta l'ampia gamma del trevigiano, quindi può essere che qui siamo a San Biagio di Callalta, non abbiamo il tribunale, dobbiamo andare a Treviso e magari da San Biagio di Callalta a Treviso c'è anche una determinata distanza. Proviamo a pensare invece che uno di, per esempio, San Stino di Livenza deve andare a Pordenone, quindi l'amministratore di sostegno deve rivolgersi al giudice che abita a San Stino, deve rivolgersi al giudice di Pordenone, quindi questa burocrazia deve essere svolta necessariamente da un qualcuno che può dargli questo supporto, e c'è appunto l'amministratore di sostegno. Anche qui esistono le liste per il gratuito patrocinio. Distinguevo all'inizio le due cose perché il gratuito patrocinio è una cosa più grande dell'amministratore di sostegno. E la spiegheremo dopo perché sono in effetti due cose completamente diverse. Allora, dottor Cauco, vedevo intanto che parlava l'avvocato Sprezzolo, lei con la testa, ecco, delle volte assentiva, delle volte era perplesso anche lei, perché poi la verità è quella che succede a questa povera donna e a tutte che magari, visto i numeri che hanno, non riescono a dare le risposte veramente anche esaustative a queste persone, perché non riescono a incontrarli, non riescono a ricevere telefonate. Ma allora a sto punto lei ha anche detto: se non riesce a fare questo lavoro, che faccia meno, non è mica imposto, è lui che sceglie di fare questo, ma se lo sceglie vuol dire che devo anche essere tutelata, e questo non avviene. Dottore. Sì, l'avvocato ha detto in maniera eccellente quello che è la filiera del... La carta prevede, sulla carta è scritto così. Assolutamente, poi caliamoci sulla realtà, non molte volte, alcune volte non è proprio così, nel senso che
appunto quando il tutor, lo chiamo così, o diventa il familiare, molte volte si innescano meccanismi tra fratelli, parenti, eccetera, che vanno a nuocere al tutelato. Proprio liti e quant'altro. Ma succede, le vedo, sono successe e succederanno. Oppure avvocati che sono nella lista, io svolgono il lavoro in maniera tutta encomiabile, però alcune, diciamo, non mancanze, magari disattenzioni ci sono. Ecco. Poi la filiera del giudice che tutela, io là metto le mani avanti perché veramente, cioè, con la mole di lavoro che hanno è difficilissimo. Secondo me, lo vedo anche, che il giudice guardi e veda, faccia da buon padre di famiglia e da coordinatore su tutti i casi che ci sono nel territorio di Treviso. Avvocato, abbiamo una popolazione di circa 1 milione di abitanti, quindi è veramente difficile per un tribunale e molti diversamente giovani, sì, e molti diversamente giovani. Quindi si creano comunque sulla realtà molte discrepanze, però che la figura funzioni è innegabile, per fortuna che c'è, e dà molte volte risultati veramente giusti per l'interesse dell'assistito, questo del soggetto che è debole e fragile. Dottore, un'altra cosa che volevo chiedere, per poi la farmacia, come si era parlato, poi devi pagare il ticket. E se io non ho i soldi per pagare il ticket, come questa ragazza, cosa faccio? Allora, a chi devo rivolgermi? Allora, per i farmaci in classe A, quelli diciamo salvavita, l'esenzione del ticket può essere dato con una invalidità sociale oltre il 100%. Cioè non dal 75 uno non paga il ticket per gli esami diagnostici, quindi gli esami di laboratorio, i raggi al torace e quant'altro. Lì il ticket non è dovuto oltre il 74%, ok? Quindi è relativa. L'assoluta è il 100%, dove c'è anche, dopo subentra la capacità di non intendere e volere, il 100% eccetera. vuol dire che sei dritta o sei sedia a rotelle? No, spieghiamo bene, perché non diamo tutto per scontato, certo, che capiscono. No, che uno ha un'invalidità assoluta, nel senso che ha bisogno di assistenza continua nell'arco delle 24 ore, tipo il vestirsi, diciamo il setting normale di quello che deve fare, mangiare, lavarsi, eccetera, quindi ha bisogno di un assistente, di un'assistenza continua, e lo Stato interviene dando un assegno ad personam non in base al reddito. Uno può essere un miliardario e glielo danno, come un povero, così, e glielo danno lo stesso livello, gli danno gli stessi soldi. Poi c'è anche la regione che può intervenire con un assegno di sostegno sociale. Cioè, mi scusi avvocato, perché a casa qualcuno salterà dalla sedia, cioè uno è milionario e ha lo stesso diritto di uno che no. Però è così, l'invalidità... Ma la spieghiamo bene, perché è una cosa... L'indennità di accompagnamento? Sì. Si chiama indennità appunto di accompagnamento. Pazzesco. Sì. No, scusate se lo dico, ma è pazzesco. È una cifra come fissa. girano è le una cose. Cifra fissa, 518 mi pare attualmente. 500 più. Cioè, uno è milionario e riceve cash 513 euro al mese. Allora, andiamo avanti, molto importante questo discorso. So che a casa state con le orecchie molto alte, ma assolutamente adesso devo andare in pubblicità. La nostra cara Nadia. Ciao Nadia cara. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Da quello che ho sentito dal dottore ho ribrezzo. Io ho il marito con demenza. Ho fatto 2 visite alla Madonnina. Le hanno dato la percentuale dal 77 al 99% di invalidità. Non le danno niente, perché bisogna essere, penso, quasi morti perché ti diano qualcosa. Per arrivare al 100 manca 1%.
Mi hanno dato il tesserino per i posteggi, le hanno aggiunto una sulla sanità, sulle medicine, e si è aggiunto che sono stata operata un tumore, sto facendo le chemio e sono aggiunte anche la mia invalidità. L'80% dato niente. Adesso ho chiesto l'aggravamento per mio marito. Da novembre che ho fatto la richiesta devo ancora ricevere niente. Non so queste leggi, e dopo sento che le danno a quelli che sono miliardari, li aiutano anche loro. Ma se hanno i soldi dovrebbero fare anche quelli che sono esenti, e 75 anni sono esenti di tutto. Ma bisogna guardare anche il reddito, se possono pagarsi le medicine e tutto quant'altro. E devono aiutare quelli che hanno una pensione, quelli che vivono con 600 euro, 500, come fanno? È una vergogna. Grazie, arrivederci e buona giornata. Ciao Nadia cara, ecco, capite l'importanza di avere questi esperti che vi raccontano, vi dicono, perché non sanno a casa. È quello che dico io, a cosa serve questa trasmissione, a far capire come funziona veramente, perché giustamente Nadia dice io ho questa invalidità, ma alla fine è come non avessi niente, perché cosa mi importa? Un pochino, ma non quello che avrei bisogno. E sentire che danno dei soldi a persone che veramente potrebbero pagarsi tutto mi fa veramente incavolare, succo del discorso. Allora, iniziamo da lei, dottor Cauchi. Sì, appunto, purtroppo io sono un operatore, non posso che condividere i problemi della signora che è appena intervenuta. Questa è la legge, signore. Questa è la legge, noi dobbiamo attenerci alla legge, perché non possiamo, se no andiamo noi poi in problematiche strane. Bisognerebbe cambiarla a questo punto. Io però come operatore sociale, quando mi viene fatta una richiesta da un paziente che so benissimo che potrebbe fare a meno di questo assegno e potrebbe essere dato a una persona meno abbiente, anzi dovrebbe essere lui a donare all'altro dal punto di vista così religioso, sociale, etico, morale. Dico, vabbè, mi tocca farlo però. Mi tocca farlo, i colleghi della commissione toccano valutarlo e dargli il punteggio secondo legge. Quindi questa è la legge, capite che voi ve la prendete sempre con i giudici, dovete prenderla con chi fa le leggi, e le leggi vengono fatte in Senato, in Parlamento, le leggi vengono fatte là, perché qualcuno ha questi, mi sembra che senatore voglia dire anche servo, non so se sbaglio, ma vuole dire servo. Voi vi inchinate, guai se li disturbiamo, guai a parlare assieme perché sono sempre occupati. Questi sono pagati da voi e hanno il dovere di ascoltare, di portare avanti le esigenze del territorio. In questo momento sono le fragilità. Avete visto in che stato è il paese? Avete visto con i fiumi come siamo messi? E cosa stanno pensando a fare? Qualcos'altro mi sembra? Stanno mettendo in sicurezza il paese. Avete sentito le interviste di ieri a queste persone che non hanno più niente? Dobbiamo arrangiarci perché nessuno penserà a noi. Perché gli interessi sono altri, non di mettere in sicurezza il paese e le persone, sono altri. Allora, avvocato, lo so che è un momento anche particolare anche per lei, avvocato, però bisogna anche dire come stanno le cose, perché se continuiamo a mettere la polvere sotto il tappeto, io ho paura che questo tappeto a un certo punto si solleverà da solo e può succedere di tutto e di più, perché la gente è stanca, non riesce, con 2 stipendi non riesce più a sopravvivere, perché abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa, perché bisogna anche dirle queste cose, e soprattutto quando hai qualche problema devi rivolgerti all'avvocato, ma l'avvocato costa, il commercialista costa, se non rientri, ecco qua, nella fascia cosiddetta protetta. Addirittura la persona diversamente agile, perché io la parola disabile non la sopporto, e nella scuola viene detto, come ha detto, ho sentito ieri una professoressa, certificata.
Cioè ci mancava anche questa parola. Sei certificato. Cioè, ma avvocato, ma dove stanno andando a parare? Lei cosa dice da avvocato a queste persone che non riescono a gestirsi? Oltretutto una popolazione diversamente giovane, che non riesce a usare tutti gli strumenti di ultima generazione, che non sanno come destreggiarsi, sono lontani da questi punti di riferimento. Cosa sta succedendo, avvocato? I giudici contro giudici? Ne vediamo di tutti i colori ormai. Prego, avvocato. Dunque, dopo il Covid il nostro paese ha subito un'impennata dal punto di vista dell'evoluzione tecnologica, perché si è dovuto sopperire a quel momento di chiusura forzata e lontananza sociale con degli strumenti che consentissero comunque un collegamento fra le persone, sebbene a distanza. Quindi questo boom tecnologico è stato forse un po' troppo radicale, o forse noi ci siamo presi un po' tardi rispetto al resto dell'Europa, e conseguentemente le persone di una certa età si trovano necessariamente frustrate perché non sono in grado di utilizzare strumenti di questo genere, non ne hanno le conoscenze, data anche la loro età e data anche la capacità educativa che hanno ricevuto. Quindi necessariamente sono stati istituiti anche organi che consentissero questo, così la dichiarazione dei redditi che prima la potevi fare anche da solo, adesso la fai al CAF. Il CAF è un istituto che è sostanzialmente esente perché chiede semplicemente la partecipazione, e anche lì se hai un reddito basso viene fatta gratuitamente. Così nel ruolo più grande a livello istituzionale è stato istituito l'amministratore di sostegno. Ancora più in alto rispetto all'amministratore di sostegno, il genus rispetto alla specie è il gratuito patrocinio. Il gratuito patrocinio copre un po' tutte le gamme, c'è a livello medico, c'è a livello legale, c'è a livello istituzionale in generale. È chiaro che anche lì c'hai determinati criteri e requisiti. Attualmente, per esempio, per usufruire del gratuito patrocinio c'è un range che è di poco superiore ai 10.000 euro. Allora, siccome il dottor Cauchi ci deve lasciare perché ha un impegno, è arrivata l'ora X per il dottore, lei riesce a fermarsi ancora un pochino, avvocato? Un pochino sì. Ecco, per spiegare bene, perché sono cose veramente interessanti, importanti da capire. Perciò se lei è così gentile da fermarsi un altro pochino, sì, così spieghiamo certo. Veramente anche questa fase molto delicata per chi a casa ha bisogno di capire e di ascoltare. Perciò io ringrazio veramente, ma dico grazie al dottor Salvatore Cauchi, segretario provinciale Sindacato Medici, che è stato con noi, grazie al dottor Cauchi. Mentre l'avvocato rimane con noi, andiamo in pubblicità. Ci ha raggiunto anche Raffaele Garisi, maestro di arti marziali, poi spiegherà, un uomo che ha una certa sensibilità e ha capito che forse oltre che in palestra deve uscire, andare nelle scuole, vedere chi sono questi ragazzi e come fare. Però io direi, prima di ringraziare anche Raffaele Garisi e spiegare cosa sta facendo e cosa farà in futuro, ecco quello che sta molto a cuore a molti di noi che abbiamo sentito, che è avvocato, che lo stava spiegando, il gratuito patrocinio. Cosa consiste il patrocinio gratuito patrocinio? Sì, allora il gratuito patrocinio a spese dello Stato è un istituto che è stato creato proprio per le persone bisognose, per cui possono accedere e usufruire di servizi per appunto gratuitamente, cioè a spese dello Stato. I professionisti in generale che offrono questo servizio a sua volta sono rimborsati dallo Stato, quindi è una spesa a carico dello Stato. Come dicevo prima, esiste in varie istituzioni, quindi c'è nell'ambito mio personale come legale, e abbiamo gli avvocati che curano le pratiche con il gratuito patrocinio, c'è a livello medico, c'è a livello assistenziale, c'è a livello sociale in generale. C'è un range però di accesso ed è una soglia che viene inserita e che deve dichiarare il richiedente, che si gira intorno a poco più di 10.000 euro e deve essere il suo reddito annuale. Allora, qui si potrebbe aprire un mondo, perché bisognerebbe capire 10.000 euro non sono tanti, ma non sono neanche pochi se si pensa a un reddito spalmato sui 12 mesi, quindi molti soggetti restano fuori da questo accesso.
però purtroppo questo è un tetto che è stato inserito. Spesso e volentieri chi sfora di poco questo reddito e comunque fa la fame, perché sono pochi effettivamente questi soldi, non può usufruire di questo beneficio. Qui dicevamo prima, dobbiamo intervenire a livello alto, dobbiamo andare a livello parlamentare e modificare la normativa. Abbiamo Gabriella da Mogliano. Vai Gabriella. Buongiorno, grazie di tutto quello che fa. Volevo dirle, vogliono darne la pensione agli extracomunitari di 500 euro e noi dobbiamo lavorare una vita. Che leggi stanno facendo? Da schifo, penso. E dopo volevo dirle un'altra cosa, che basta sulla sicurezza, che tanta gente che è presa male, che vanno dentro i ladri dappertutto. Grazie tante, buona giornata. Allora, abbiamo sentito anche le riflessioni di Gabriella. Il problema è che non è proprio così quello che ha detto Gabriella, il problema è che abbiamo bisogno di forza lavoro, questo è innegabile, lo stanno chiedendo tutte le aziende. Noi non abbiamo più persone giovani, poche, che lavorano, molti se ne vanno all'estero perché appunto ci sono dei problemi anche economici non da poco e qui non ne veniamo fuori. Però avvocato, una cosa che volevo capire, ma come funziona questo lavoro, questi stage che non si riesce a capire? Un ragazzo mi ha detto: Mirella, continuo a cambiare, a fare, ma non ho niente in mano di sicuro e alla fine non ho imparato niente, perché un colpo faccio una cosa, un colpo ne faccio un'altra. Come funziona lo stage, avvocato? Sì, allora innanzitutto distinguiamo stage, formazione lavoro, apprendistato e tutte queste forme contrattuali e di accesso al mondo del lavoro che si svolgono in determinati sviluppi dell'età dello studente. Allora, fino a che uno va a scuola, quindi scuola dell'obbligo e scuole superiori si trova nell'ambito, si confronta con l'alternanza scuola-lavoro. L'alternanza scuola-lavoro è un istituto che è in vigore dal 2003, che però ha trovato una legiferazione, nel senso che l'ha reso obbligatorio per il triennio formativo nelle scuole dal 2017 con efficacia dal 1 gennaio 2018. Quindi dal 2018 è obbligatorio fare questo. Allora, in questo ambito lo studente, per uniformarsi ai parametri europei, deve essere avviato al lavoro, quindi in questo triennio deve fare determinate ore a seconda delle scuole che fa, più ore ovviamente nelle scuole diciamo più pratiche, quindi istituti tecnici rispetto ai licei, e deve fare queste ore di formazione che lo aprono al mondo del lavoro, lo indirizzano al mondo del lavoro, e questa è una fonte anche per le aziende che possono attingere da queste persone che hanno la fortuna di conoscere già dal percorso lavorativo, dal percorso scolastico, così che al termine di questo percorso scolastico possono direttamente attingere al mondo del lavoro, entrare nel mondo del lavoro. Tutto bello fino a qui. Poi dal punto di vista pratico anche queste questioni vanno tutelate. Allora, innanzitutto c'è stata una riforma nel 2023 perché gli studenti che si infortunavano sul lavoro non erano sufficientemente tutelati. C'è stato un paradosso che veramente ha creato un vuoto legislativo, per cui lo studente, sembra brutto dirlo e magari si può fare dell'ironia semplice sulla cosa, ma lo studente che si infortunava nel percorso alternanza lavoro era coperto dall'INAIL. Lo studente che moriva nel percorso alternanza lavoro non era assolutamente indennizzato. Quindi ti tagliavi un dito, avevi l'indennità, morivi, non avevi assolutamente nulla. Ecco, questo è stato un vuoto dal 2017 al 2023. Ci sono voluti 3 morti in serie nel 2022 di ragazzi giovani tra i 17 e i 18 anni perché nel 2023 venisse finalmente cambiata la legge, e questa finalmente è una buona cosa che hanno fatto a livello alto, con efficacia retroattiva. Siccome l'alternanza lavoro è iniziata con legge obbligatoria dal 1 gennaio 2018, nel 2023 è stata fatta questa legge che riconduce a tutti gli effetti che sono accaduti dal 1 gennaio 2018 e quindi è stato coperto questo vuoto legislativo. Però dal 2017 al 2023 abbiamo avuto questo buco, ci sono voluti 5 anni e 3 morti gravi in sequenza nel giro di un anno per avere una modifica legislativa.
Raffaele Garisi, ecco, come commenti poi salutiamo anche l'avvocato Sprezzola, che è stato così gentile e pacato anche nel spiegare anche leggi molto difficili da capire. Bisogna anche capire che non siamo neppure abituati alla trasparenza, perché delle volte uno parla e alla fine dice ma dica, tu capisci qualcosa? Questa mattina abbiamo capito perché hanno spiegato benissimo come funziona. Raffaele, cosa vuoi dire rispetto a quello che ha detto l'avvocato? Tu che giri per le scuole, che stai cercando di fare anche dei percorsi alternativi invece molto importanti per la sicurezza della persona. Ma allora, innanzitutto bisogna dire che spiegare semplicemente delle cose che magari sono molto anche difficili da capire, questo è un input in più per avere, diciamo, per capire meglio le cose. Dal punto di vista della sicurezza non dovrebbe accadere che chiaramente ci siano delle persone che muoiano per poi attivarsi prima, prevenire prima, questa è la cosa importante. E chiaramente poi, fortunatamente poi comunque c'è stata messa una pezza per far sì che appunto anche queste persone che sono morte, questi ragazzi che sono morti, abbiano avuto un indennizzo, almeno quello, e quindi insomma dal punto di vista della sicurezza nello specifico io sto cercando di lavorare, di andare nelle scuole per sensibilizzare un po' i ragazzi a quello che è appunto alcuni valori importanti che credo che oggigiorno stiano un po' venendo meno, e dare anche un obiettivo a questi ragazzi, perché credo che una delle soluzioni è proprio dare degli obiettivi ai ragazzi perché affrontino la vita in un determinato modo, perché credo che oggigiorno un po' c'è mancanza di vedere una speranza nel futuro, o comunque anche di vedere una mancanza di speranza anche nell'oggi, hai capito Mirella? Quindi insomma credo che sensibilizzare, che dare una certa disciplina, dare un po' di regole attraverso lo sport, attraverso le arti marziali in particolare, quelle che io porto nelle scuole, cioè io credo che attraverso piccole cose, seminando piano piano, si cerca di dare una cultura, ecco, anche la cultura dello sport è importante, la cultura delle arti marziali nello specifico, credo che possa aiutare i ragazzi ad avere maggior coscienza di quello che fanno, delle proprie azioni, cioè, quindi far capire loro che facendo una certa azione ci sono delle certe conseguenze, capito? Quindi renderli consapevoli del comportamento. Assolutamente. Leone da Tre Baseleghe, vai Leone. Ciao Mirella, grazie a tutti i tuoi ospiti. Allora, adesso qui è venuto fuori che molti ragazzi vanno in giro con i cartelli, no? Allora, perché non si fa ogni tanto che si controllano le cartelle degli studenti? Diciamo, prendere una classe un giorno, una classe un altro giorno, e così si controlla nelle cartelle cosa hanno, se hanno delle armi, per tenere sotto controllo la situazione, perché se c'è un controllo magari gli studenti, i ragazzi non vanno in giro con un coltello addosso. Ciao Mirella, grazie. Grazie Leone, abbiamo sentito anche le riflessioni di Leone, le forze dell'ordine ogni tanto arrivano all'interno delle scuole, poi vediamo cosa succede, ma non è neanche così semplice purtroppo anche queste perquisizioni, vero avvocato? Non è che si possa entrare, perquisire, come funziona? Prego avvocato, poi la salutiamo.
Sì, è vero quello che ha detto il telespettatore, perché specialmente ultimamente ragazzi di giovane età girano con armi improprie e dichiarano che le tengono ad uso strettamente personale. Poi capita che ci siano magari non tanto perquisizioni quanto più controlli per la sicurezza, perché la polizia in ogni caso perquisizione è un'altra, ci vogliono dei requisiti, ci vogliono dei mandati particolari, dei requisiti particolari. Fermano soprattutto fuori dalle scuole, perché all'interno delle scuole c'è la competenza del dirigente scolastico, quindi si arrangia il dirigente scolastico a vigilare, più che si arrangia è responsabilità sua. Diciamo, nell'accesso, negli androni per entrare a livello scolastico possono effettuare questi controlli e a volte trovano veramente strumenti impropri. Io ho sentito un comandante di una polizia locale che ha dovuto sequestrare un bastone appuntito di 40-50 centimetri tenuto all'interno di una cartella, e il ragazzino si è giustificato dicendo che era d'uso personale. Come fai a tenere un bastone di 50 centimetri appuntito e dichiarare che è uso personale? Uno a uso personale terrà, non so, se andiamo avanti di questi passi, una pistola a questo punto. Ecco, questa è una seria problematica. E legge cosa prevede in questi casi, avvocato? Che tutte le armi personali improprie, armi bianche, devono essere assolutamente sequestrate. Chi può portare queste armi è solamente colui che ha il porto d'armi, che sicuramente è un maggiorenne. E che conseguenza ha per il minore una volta identificato? Allora, il minore viene identificato, viene convocato davanti ai genitori, cioè viene convocato unitamente ai genitori davanti al comando di polizia, e solitamente la prima volta gli si fa una ramanzina in modo tale da una sorta di avvertimento, ammonimento, in modo tale da capire se la situazione può essere migliorata, diciamo, a livello familiare. Se invece si ripete la situazione, il ragazzino viene segnalato. E dopo quante segnalazioni si pagano le conseguenze? Perché questi ragazzini, molti, pensano che tanto la passo liscia, non c'è nessun problema, però poi queste cose si sommano, segnalazione su segnalazione. Spieghiamo, avvocato, poi la lascio. Bisogna innanzitutto distinguere il possesso di armi dall'utilizzo di armi. Allora, il possesso di armi ci si limita al sequestro e quindi siamo a posto, almeno si potrà anche aprire un procedimento di natura amministrativo, tanto il ragazzino del processo di natura amministrativo non gli interessa nulla perché paga il papà e la mamma, quindi di questo non si può. Il problema è l'utilizzo di queste armi, che spesso accade. Ecco, in questi casi hanno istituito anche a livello amministrativo delle DASPO, sono dei provvedimenti che può fare il sindaco stesso nei confronti dei minori purché abbiano 16 anni, che in caso di utilizzo di strumenti o anche semplicemente uno scontro, un diverbio di natura fisica tra due soggetti, possono intervenire e si apre un procedimento di carattere. Il DASPO è una misura come quelle che si applicano negli stadi, è un allontanamento, quindi ti allontani da quella determinata struttura per ragioni di ordine pubblico per un determinato periodo temporale. In questo determinato periodo temporale il minore non può frequentare quella zona. Però, avvocato, allora spieghiamolo, un colpo lo trovo con un coltello, un colpo lo trovo che fa una rissa, un colpo lo trovo magari con una bustina. Alla fine, quando avviene che finalmente qualcuno si decide di dire basta, adesso 1 + 1 + 1 + 1, ne paghi le conseguenze. Come avviene questo percorso e questo procedimento? Allora, a livello di rissa è facile dirlo, nel senso avviene a querela di parte, quindi i due soggetti verosimilmente si quereleranno o basta che lo faccia uno, si apre quindi un procedimento penale anche nei confronti del minore. Il procedimento penale nei confronti del minore è assolutamente compatibile con le regole dello Stato, semplicemente le pene sono ridotte perché sei minorenne, tutto qua, però il procedimento penale viene assolutamente avviato nei confronti. E poi viene segnalato, cioè sei segnalato? Nella fedina penale, certo. Come ci saluta, avvocato Sprezzola? Intanto grazie, ecco, cosa vuole dire ai tanti telespettatori e telespettatrici che la stanno seguendo, quale messaggio vuole dare questa mattina? Prego, avvocato Sprezzola. Auguriamoci che le leggi che di recente sono state fatte in materia di sicurezza sul lavoro siano estese con altrettanta efficacia un po' in tutti i rami del sociale. Perché quello è quello che serve? Perché è quello che serve al singolo.
E avvocato, un'altra cosa ne pensa di questi ragazzi che sempre di più stanno alzando l'asticella, proprio perché, come ha spiegato lei, tanto qual è il problema? La romanzina, il papà paga, alla fine come vede lei la situazione? Cosa si potrebbe fare per cercare anche di aiutare questi ragazzi a capire che così non può girare all'infinito e non può essere che un pugno di ragazzi, perché diciamo la verità avvocato, non sono tantissimi, sono di più quelli che si comportano bene, che sono bravi. Il problema è che hanno paura di questi pochi, perché sono riusciti a catturare l'attenzione e hanno in pugno i sindaci, le forze dell'ordine, l'opinione pubblica impaurita, ha paura di uscire, e questo non va bene. Va bene il DASPO, ma oltre al DASPO cosa si potrebbe fare, avvocato, secondo lei? Allora, la prima azione da fare, lo ribadirò sempre, è quella di non delegare a terzi l'incarico. Quindi i genitori e le famiglie devono essere i primi a intervenire, non dire i ragazzi vanno a scuola, ci pensa il dirigente scolastico. Devono intervenire a livello familiare, sensibilizzare. Una volta, magari io non sarò tanto vecchio, ma una certa età ce l'ho, quando ero giovane io, queste cose qua non succedevano, perché magari il papà o la mamma ti davano lo scopellotto educativo di turno, che adesso se lo dai ad un minore ti prendi la denuncia da parte del minore stesso. A volte lo scopellotto educativo, come si chiamava una volta in dialetto, è educativo, non è nocivo, è educativo. Quindi iniziamo da questo, che poi le cose miglioreranno da sole. Mi scusi avvocato, perché a casa ci poniamo queste domande dall'inizio della trasmissione adesso. Ma chi ha fatto queste leggi? No, mi scusi sa, avvocato, perché qualcuno le avrà più fatte queste leggi che poi veramente ti mettono con le spalle al muro, perché il ragazzino minore può rivolgersi alle forze dell'ordine e dire mi hanno picchiato, a casa mi picchiano. Allora io non so a questo punto cosa veramente, qualcuno, come diceva anche il dottor Cauchi, bisognerà pure intervenire, cambiare se c'è qualcosa da modificare, perché non funziona più così. Non è possibile che un branco di ragazzini tengano in pugno, come ho detto, addirittura sputano alle forze dell'ordine, ma è una cosa folle quello che abbiamo sentito. I diversamente giovani che hanno paura di uscire di casa alle 5 del pomeriggio perché vedono il gruppetto di giovani e sono terrorizzati. Ma si può continuare così, avvocato? Ecco, io penso che tutti quanti dovremmo intervenire, perché non è possibile. Adesso si apre anche la bella stagione, furti in casa, furti fuori, ragazzini pochi che hanno in pugno queste persone. Io sono dell'idea che qualcuno dovrebbe riflettere, anche perché sono tutti in campagna elettorale, perciò dovranno anche essere eletti, perciò dobbiamo anche riflettere su quello che veramente viene dato come messaggio e quello che recepiamo noi. Beh, allora io, avvocato Luca Sprezzola, la saluto, la ringrazio, spero di averla ancora ospite e le auguro un buonissimo weekend. Grazie Mirella, avvocato. Un saluto a lei e a tutti i suoi Allora, un'altra cosa importante da capire, andiamo anche a vedere quello che sicuramente non farebbe piacere vedere, ma dobbiamo veramente vedere: a Venezia, ragazzina picchiata dalle bulle. Poi sentiamo Raffaele Garisi. Andiamo a vedere. Mi hai parlato? Non mi hai parlato? Mi hai parlato? Allora perché dicono di sì? Tu mi conosci? Non mi conosci? Mi conosci? È il video shock del pestaggio della studentessa minorenne di Spinea da parte del branco di coetanee, composto da 4 compagni di scuola con una quinta fuori campo che filma il tutto col telefonino. Mi hai sparlato, dice la bulla col piumino rosa, e giù il primo schiaffo, quindi il secondo e il terzo, mentre la stessa bulla le ripete a mantra per altrettante volte: tu mi conosci, mi hai sparlato? No, perché dicono di sì. Il tutto mentre un'altra col piumino nero, che si trova alle spalle della vittima, le tira un calcio, la strattona e poi le tira i capelli fino ad atterrarla, trascinandola sempre per i capelli. Tutti a guardare e a ridere anche del trofeo rimasto in mano all'ultima delle sue aguzzine, la ciocca di capelli che le hanno appena strappato, strazianti le urla della ragazzina bullizzata. Mi conosci?
Ridono della violenza commessa, tutte tranne lei, la vittima, che ora sta in silenzio, impaurita, sola, senza nessuno a sostenerla, darle conforto, di più, ad aiutarla, anzi, dalla brutale aggressione seguono pure le minacce sussurrate. Non dire nulla, non denunciare, altrimenti la prossima volta sarà ancora peggio, le intimano. Ascoltami bene. Ascoltami bene. Si merita una denuncia per uno La barbara violenza consumatasi qui in piazza Enrico Fermi in pieno giorno a Spinea viene però postata poche ore fa da un adulto sulla pagina Facebook Cosa succede a Spinea, con il video rimosso poco dopo dall'amministratore. Noi di questo video ovviamente abbiamo oscurato i volti delle bulle, il biasimo di tanta sconcertante violenza da parte del primo cittadino di Spinea, Franco Bevilacqua. Sì, certamente si tratta di un'aggressione pura, grave, però è anche l'unico episodio di cui noi siamo a conoscenza, anche con le forze dell'ordine che stanno seguendo questi episodi. Insomma, non so, è il primo episodio che sentiamo perché questa ragazza è riuscita a denunciare, ma chissà quanti magari, perché non è la prima volta, visto come si muovono. Allora, Raffaele Garisi, come commenti questo servizio? Cosa ci vuoi dire? Cosa stai facendo? E soprattutto le parole del sindaco di Spinea, che inviterò, perché è giusto anche capire, come quella volta in tribunale, ma è la prima volta, può essere, che il giudice ha detto, rispetto all'aggressione che ho subito, ha detto: scusi giudice, per lei è la prima volta. Ma chi è che dice che è la prima volta, visto come si muoveva il branco? Prego, Raffaele. Ma allora, guarda, credo che intanto bisogna un po' cambiare queste regole, cioè assolutamente bisogna in qualche modo comunque intervenire. Ci può essere un intervento proprio cambiando le regole e quindi comunque far sì che cioè, quello che dicevo prima, cioè, vanno anche, va insegnato a loro che fai una certa azione, che non sono ragazzate queste, Mirella, non sono ragazzate, è violenza queste cose qui. Quindi quando tu entri nella sfera della violenza devi essere in qualche modo diciamo raddrizzata, ok? Questa è una cosa. In secondo luogo, lavorare sul modello, cioè noi dobbiamo insegnare a dare dei modelli a questi ragazzi che secondo me stanno un po' venendo meno, non ci sono più dei modelli, non ci sono più dei valori. Una volta si andava per dire a catechismo, hai capito? Quindi comunque c'era un minimo di un obiettivo, c'era comunque una disposizione a dare delle regole. Ora le regole non ci sono più, sono lasciati a se stessi e questa cosa qui non è più accettabile. Quello che sto cercando di fare attraverso l'associazione di cui faccio parte, di arti marziali Tao Te Ching, stiamo cercando di entrare nelle scuole proprio per dare sensibilità e cercare di dare dei modelli a questi ragazzi. Gli anni passati i ragazzi venivano a praticare sport nella palestra, adesso non stanno più venendo, quindi stiamo cercando noi di avvicinarci a loro. Questa credo sia una cosa importante. Quindi strutturare una serie di lezioni attraverso le quali ti avvicini ai ragazzi, fai capire loro che comunque questi modelli che loro stanno imitando, perché sono dei modelli sbagliati, vanno un po' rivisti, dar loro degli obiettivi, dare loro la possibilità anche alle ragazze o ai ragazzi che vengono aggrediti in qualche modo anche di difendersi, di scappare in qualche modo, cioè di non essere sopraffatti. Però queste ragazze che si muovono anche in maniera, diciamo, molto forte,
Molte frequentano anche palestre, io ho sentito, e cioè prima fanno la prevenzione prima imparo e poi mi sfogo su quella che è la fragilità. Perché no, non può essere che ieri avevo Maurizio Stecca, che tu conosci, sì, ecco, che fa parte anche delle associazioni, abbraccio all'associazione come te, il quale ha detto che molti ragazzi scelgono questo tipo di sport, ecco, questo pugilato. Cos'è questa rabbia che ti fa diventare, ecco, cosa la vedi tu nei giovani? Perché non è cattiveria, è rabbia e violenza messa assieme, ed è una bomba atomica, perché se incontri questo, che ha rabbia e violenza e la esprime anche sapendo muovere le mani, come la mettiamo? Ma allora, sono ragazzi che io credo che sono ragazzi che sono figli un po' del tempo in cui stiamo vivendo. Cioè, prima c'era, quando ero ragazzo io, si usciva di casa e si sfogava la propria energia, perché sono pieni di energia questi ragazzi, devono sfogarla in qualche modo. Andavi a giocare con gli amici, quindi comunque il gioco era costruttivo, perché comunque saltavi, ti muovevi, comunque c'erano delle regole anche all'interno del gioco, quindi comunque stavi assieme ad altre persone, accettavi anche i limiti delle sconfitte, assolutamente, quindi comunque c'era un mondo. Adesso non c'è più questo, c'è o la PlayStation, il computer, oppure esci, bevi, fai il bulletto, cioè non c'è più questa, quindi sono figli del nostro tempo, e quindi credo che riadattare, rivedere i modelli, ripeto questa parola perché secondo me è importante. Per esempio, quando io vado a insegnare o insegno in palestra, io sono un leader. Quindi il modello che io do è quello di avere una certa disciplina, di accettare l'altra persona, che può essere diversa da noi, con dei limiti, eccetera. Quello che dicevi tu della sconfitta, non si può sempre vincere, anzi probabilmente sono più volte in cui si cade per poi rialzarsi, quindi ci sono tutte queste cose qui che secondo me vanno un po' riviste al giorno d'oggi. Hai perso il microfono, Raffaele. Allora, intanto che Raffaele raccoglie il microfono, andiamo a vedere anche una cosa che veramente fa impressione. Andiamo a sentire ludopatia, andiamo a Padova. Il disturbo da gioco d'azzardo è una patologia, dicevo, abbastanza democratica da un certo punto di vista, per essere un po' paradossali, nel senso che si ammalano giovani, anziani, uomini, donne, ricchi e poveri, però effettivamente c'è un identikit. Mediamente si tratta di un uomo tra i 40 e i 60 anni, con un lavoro stabile, di solito dipendente, coniugato, che ha una formazione, diciamo, scolastica sulle scuole medie superiori. Questo l'identikit del giocatore patologico. Se ne è parlato a Padova nel corso della terza edizione dell'iniziativa Cambio Gioco, voluto dall'USSI Eugania per contrastare e prevenire le dipendenze da gioco patologico. Nella provincia Eugania sono circa 8.000 le persone che hanno sviluppato questa malattia. In Veneto il giro d'affari è di circa 5 miliardi, sotto la media nazionale, ma comunque in crescita. Fondamentale la prevenzione. Un incessante lavoro di rete,
una rete trasversale fra istituzioni, quindi con la scuola, con i comuni, con gli enti locali, ma anche verticale, nel senso che la rete verticale è il servizio con la famiglia, con praticamente fino ad arrivare poi appunto alla persona. La sensibilizzazione appunto e quindi la prevenzione è la fase più importante. Dobbiamo stare attenti che la società, parlo proprio in senso generale, non si assuefi a tutti i segnali d'allarme. La dipendenza dal gioco d'azzardo si sta diffondendo molto anche tra giovani e giovanissimi e proprio lì va lo sforzo delle istituzioni per prevenire. Abbiamo dei picchi, gli anni scorsi dicevo erano soprattutto gli adulti anche con famiglia, un po' di anziani ma soprattutto gli adulti. Purtroppo adesso stanno aumentando molto anche i giovani, tant'è vero che sui giovani a rischio, parlo appunto sempre di dati della provincia, ci attestiamo per persone a rischio, non all'altissimo rischio, sono più o meno il 6%. Cosa significa questo? Che quell'1% di cui parlavo prima, quello 0,8, in realtà ha dei picchi significativi su cui appunto noi dobbiamo concentrare tutte le nostre forze proprio per cercare di prevenire e di curare. Allora, Raffaele Carisi, come vedi tu le fragilità? Tu, come hai spiegato, stai entrando anche nelle scuole. Ecco, cosa vedi? Come vedi questi ragazzi? Come vedi i loro insegnanti, i dirigenti? Perché dobbiamo anche capire, ecco, nel momento che tu ti poni e spieghi quello che vorrai fare assieme a loro per un percorso anche educativo importante con delle regole precise, perché tutti gli sport hanno delle regole che tu devi seguire. Ecco, come vedi questi ragazzi, cosa dicono? Ma allora, avendo avuto dei contatti con delle dirigenti scolastiche, con degli insegnanti, eccetera, vedo che c'è bisogno di essere aiutati in questa cosa qui. Cioè, credo che questi insegnanti siano un po' con le mani legate. Non possono più intervenire attraverso appunto cose semplici, anche con delle note, con delle sospensioni, quindi hanno un po' questa difficoltà. Dal punto di vista dei ragazzi vedo che sono un po' si uniscono a gruppetti. Ci sono per esempio adesso sto facendo questa esperienza in questa scuola di Treviso in cui ci sono 4-5 ragazzine che fanno le bullette rispetto a... Quindi la cosa importante e tendono sempre a unirsi tra di loro, a stare tra di loro. Fare proprio il gruppetto escludendo tutti le gli altre. altri. Quindi noi interveniamo dividendole, cercando comunque di farle stare, far loro degli esercizi insieme ad altre ragazze che normalmente neanche magari si salutano o tendono comunque a non considerare. E quindi piano piano cerchiamo di far interagire loro attraverso degli esercizi di tecniche, in questo caso di arti marziali, per insegnar loro prima di tutto una disciplina. Poi la tecnica sì, certo, però le arti marziali sono nate non per sfogare la rabbia, ma per fare un lavoro anche interno. Quindi sì, non solo saper muovere le mani, i piedi, ma il corpo, ma anche la testa. Assolutamente, perché le arti marziali, se praticate e comunque portate avanti negli anni e quindi hai una certa maestria nell'esecuzione cioè è un'arma, quindi bisogna anche stare attento a insegnare cosa a queste ragazze come muoversi, perché diventano pericolose se hanno la rabbia e sanno adoperare. Un'altra cosa, Raffaele, ma nel momento che le dividete, ecco, che non hanno più il gruppo a protezione, come le vedi? Chi sono? Sono fragili, sono delle persone che in realtà da sole diventano
quasi timide, sono quasi paurose, e il problema è quando le unisci che cioè veramente il gruppo, tra virgolette, il branco dà loro forza. Quando sono da sole sono delle persone che comunque hanno anche, secondo me, bisogno di avere una persona che sappia interagire, sappia guardarle dentro, sappia comunque dare un certo modello, dar loro la possibilità di esprimersi, non tanto, cioè trasformare questa rabbia, questa violenza che loro hanno in qualcosa di diverso. Quindi, una rabbia positiva. Ma sì, perché è solo una questione di energia, di frequenza, hai capito? Abbiamo Francesco da Treviso, poi continuiamo, se non mi cade la linea. Vai Francesco. Chiamo a Treviso e io faccio arti marziali. Sì. Ti piace? Cintura marrone. Mamma mia, che bravo. Bravo. Ho preso, sì, da poco. E ti piace, Francesco? Sì, ma lo faccio nel tempo libero all'Arena Bunkan. Ah, bene, bene, mi fa piacere, hai fatto bene a dirlo. E ti senti bene quando fai questi esercizi? Sì, ma mi serve anche per se c'è qualche deficiente che mi vuole, per sicurezza mia anche, può servire. Hai fatto bene, bravo Francesco, mi fa piacere che mi hai chiamato, che hai telefonato, perché anch'io mi difendo, devo difendermi e perciò vado a fare questa disciplina molto importante. Grazie Francesco e buon weekend, bravo, complimenti a questa cintura marrone. Ecco, capire anche... Forse anche qua le scuole devono essere presenti. Io dico sempre che non si può fare sport e iniziare dalla quinta elementare, dobbiamo iniziare all'asilo, dobbiamo iniziare là. Una volta c'erano questi asili dove ti giocavi, ti muovevi, adesso è sparito tutto, le maestre riescono a fare quello che fanno, poverette, non è neanche da incolpare, no, certo. Però è dalla quinta elementare che si inizia veramente a parlare di sport. Secondo te c'è qualcosa che non gira? Perché qualcuno non ha mica capito niente, se poi producono le leggi che abbiamo sentito sarà meglio che facciamo prevenzione, diciamo quello che veramente servirebbe. Secondo te, Raffaele Carigi, cosa servirebbe proprio nelle scuole, all'interno delle scuole, e da che età iniziare ad avere il rispetto delle persone anche facendo sport, qualsiasi disciplina sportiva, perché ognuna ha le proprie regole? Prego. Allora, assolutamente, cioè, lo sport è cultura, quindi è improponibile che la scuola non sia coadiuvata da quella che è un'attività sportiva di qualsiasi tipo. Infatti si sta cercando comunque di far ai ragazzi delle attività extrascolastiche, in modo, perché chiaramente non è improponibile farlo durante le ore di lezione, che già sono impegnate appunto, ma facendo delle ore extrascolastiche, per esempio, subito dopo la scuola, far loro capire che, e soprattutto anche farle muovere, cioè vedo che hanno anche bisogno di muoversi, stanno 5 ore ferme, hanno bisogno comunque di indirizzare la loro energia in qualcosa di positivo, altrimenti se non diamo loro la possibilità di incanalare questa energia che hanno per natura dei ragazzi, se non diamo loro la possibilità di qualcosa di positivo, loro la proiettano in questi atti vandalici, in questi atti di violenza, quindi la cultura dello sport è importantissima, cioè, e bisogna iniziare a un'età, insomma, fin da piccoli, voglio dire. È là che inizi a avere rispetto di te stesso e degli altri, un po' alla volta cresci, sempre imparando sempre di più quelli sono i valori, il rispetto delle persone.
certo, perché poi oltretutto credo che sono circondati da tutta una situazione, hanno accesso a tutta la parte anche informatica, sì, anche di cose per adulti che a un certo punto, cioè sono ragazzi, non hanno la coscienza di un adulto, non hanno la capacità neanche di capire quali sono i limiti delle proprie possibilità. O comunque, come si diceva prima, come dicevo prima, il fatto che a ogni azione corrisponde comunque una reazione. Cioè se io compio un atto verso anche un'altra persona, posso provocare un danno a questa persona. Certo. Quindi, perché è violenza? È violenza, Sì. cioè non solo fisica, no, ma soprattutto psicologica. Madonna. Quindi l'umiliazione che abbiamo visto di questa ragazzina che non riusciva a difendersi. Quindi dar loro degli obiettivi quotidiani di lavorare su se stesse attraverso lo sport, di lavorare non solo nella parte fisica ma anche nella parte mentale, perché è chiaro, è naturale che sia così, dà loro la possibilità di anche capire che ci sono... Raffaele, ma tu sai chi sono queste ragazzine, da che famiglie provengono? Perché noi sentiamo sempre era un bravo ragazzo, sono tutti bravi ragazzi, è una stupidaggine, i genitori difendono molte volte, ho sentito anche ieri ospiti, ma tutto sommato non ha fatto niente di male, niente di grave, che sia una scazzottata. Non è proprio così. Ecco, come sono secondo te i genitori? Tu le vedi, parli con questi genitori, come li vedi? Ma allora, ogni scarafone è bella mamma sua. Cioè, per i genitori il proprio figlio è sempre quello che è il più bravo di tutti, sono gli altri invece quelli... Io credo che insomma, la verità sta un po' nel mezzo. Cioè, è chiaro che se ti circondi di persone che comunque hanno una tua stessa inclinazione, è chiaro che poi entri dentro nel giro. Bisogna, credo che la cosa importante sia cercare di lavorare sulle virtù e non sui vizi. Siamo circondati da una società in cui ci sono solo vizi, cioè esci e c'è da bere, c'è droga, prima hai mandato la ludopatia, cioè non c'è un limite. Sì, ma non c'è nessun... credo che lo sport sia un luogo dove salutare, per esempio. Certo. Non ci sono più luoghi dove i ragazzi vanno e si trovano tipo gli oratori di una volta. Brava, quello che si diceva prima, hai capito? Quindi, insomma, i genitori vedono il loro figlio è sempre il migliore, gli altri sono i peggiori. Ora, io credo che se c'è un disagio familiare, economico, eccetera, credo che questi ragazzini possano venire da un disagio familiare, prima di tutto, un disagio anche economico, familiare, un disagio personale, ok? Ma ci possono essere anche ragazzi di, tra virgolette, buone famiglie che stanno bene economicamente, dove hanno tutto. E si annoiano. Perché devono trovare un qualcosa sì, per sfogare l'adrenalina che hanno in corpo. Quindi non c'è un unico, diciamo... un unico soggetto, ma sono vari soggetti di varie situazioni. Quindi per quello dicevo che bisogna un po' creare dei valori, perché secondo me stanno un po' venendo meno. Ma come fai a creare? Scusami, Raffaele. Lo sport dà dei valori, Mirella. Ho capito, ma come fai tu a lavorare su questo quando anche in Parlamento vediamo delle risse pazzesche, dove veramente dovrebbe
proprio essere di rigore, l'etica, il rispetto, cioè tu pensa il messaggio che arriva a questi ragazzi, e questi genitori, queste persone che si picchiano, poi vanno a casa e hanno moglie, hanno figli, compagni, oppure anche più di qualche compagna. Capisci che il messaggio che arriva non è quello che cercate di fare voi, e questi sono quelli che si picchiano, quelli che poi fanno le leggi, firmano le leggi e danno le regole a noi. Io 2 volte dico: guarda che pulpito che viene la predica, perché capisci che questi ragazzi, come hai detto tu, queste azioni che vedono, poi loro sono spugne, ma se l'ha fatto lui... Se questa è la politica, la faccio anch'io. Tanto hanno fatto anche le leggi che mi tutelano. Allora invece andiamo a vedere questa anziana, questa ottantenne che ha fermato i ladri. Andiamo a sentire. Tentano di entrare in casa, ma la proprietaria ottantenne vede l'uomo nelle telecamere e dà l'allarme. Vicolo Caldibreda, Treviso. Erano circa le 19:15 quando l'anziana nota la sagoma di un uomo incappucciato che tenta di introdursi nella sua abitazione, scavalcando la recinzione e attraversando il giardino. A nulla è servita per i 4 malviventi la loro cura a non fare rumore. Non sapevano infatti che uno di loro era ripreso da alcune telecamere di videosorveglianza. È proprio nei video che la proprietaria di 80 anni ha potuto vedere in tempo reale che dei ladri si stavano introducendo nella sua casa. Scattato l'allarme, il frastuono li ha fatti desistere e poi fuggire a bordo di un'auto. Immediato l'intervento dei carabinieri che ha permesso di individuare e fermare a poche centinaia di metri dalla casa dell'anziana l'Alfa Romeo sulla quale c'erano i 4 giovani ladri, tutti senza fissa dimora, di origine albanese e di età compresa tra i 17 e i 22 anni. Fermo avvenuto grazie al riconoscimento di uno dei malviventi ripreso in volto durante la tentata irruzione. Le perquisizioni dell'auto da parte degli inquirenti hanno portato al ritrovamento e al sequestro di diversi strumenti utilizzabili per lo scasso: un cacciavite, una torcia, batterie, guanti e un taglierino con una lama di 28 centimetri. I 4 sono stati deferiti in stato di libertà. Allora, io veramente sto riflettendo assieme a Raffaele Garisi su quello che sarebbe potuto accadere se questi 4 albanesi, così hanno detto, fossero entrati in quella casa di quella ottantenne. Cioè capite che abbiamo il nemico dietro l'angolo e nessuno parla di veramente affrontare il tema sicurezza come si dovrebbe affrontare. Avete capito che prima vi ho spiegato che abbiamo un territorio fragilissimo? Io penso di dirlo quasi sempre anche con ospiti importanti, che bisogna investire nel territorio per metterlo in sicurezza perché siamo proprio fragili, e mi sembra che si occupino di altro. Quanti anni sono che sentiamo parlare di sicurezza anche delle persone, ma soprattutto anche la legittima difesa. Se ti difendi devi stare molto attento, ma nessuno può immaginare la rabbia che magari invade questa persona, che per magari una volta, 2, 3 si vede veramente arrivare queste figure in casa, portare via tutto, la propria intimità violata, eppure non puoi difenderti. Non puoi difenderti perché poi se c'è l'eccesso di legittima difesa viene fuori un disastro, alla fine vai in carcere tu e questo qua è fuori e poi magari chiedi anche i danni. Secondo te non sono messaggi veramente questi negativi per quei giovani che, come dici tu, stanno cercando di alzare sempre di più l'asticella? Tanto qual è il problema? L'abbiamo sentito anche prima dall'avvocato Sprezzola, il minore è tutelato, non c'è niente da fare, ecco, poi se arriva il penale si vedrà, ma le leggi e le pene sono anche ridotte perché è minore anche se c'è il penale, però qui non ne andiamo fuori se non prendono provvedimenti. Prego Raffaele. No, assolutamente, bisogna un po' stringere quello che è la vita, e qui bisogna intervenire, cioè non si può fare, cioè io credo che col lassismo, perché il lasciare tutto, che tutto va bene, non arriveremo mai, ci vogliono delle regole un po' più strette secondo me, quindi cioè, in qualche modo, tra virgolette, anche punire questi ragazzini in modo tale che comunque, sto dicendo una cosa forte forse, evidentemente, però cioè, neanche essere troppo bene
accettare tutto quello che fanno e che bisogna intervenire. Paola da Padova, ciao Paola. Buongiorno. Prego. Pronto? Sì, prego Paola. Niente, sto ascoltando la vostra trasmissione. Ma questi assassini, banditi, i ragazzini che fanno di tutto, hanno ragione. Hanno ragione, perché sono protetti, non gli fanno niente. Se io avessi un figlio che li fanno quelli che fanno a questi ragazzini, li vanno a casa sua, vado a trovarli a casa sua. Avete capito? Non fanno niente questo governo, questa Italia, questo mondo. Siamo sempre, mi scusa della frase, merda totale. Ma non vede, adesso ha arrestato un uomo perché ha ucciso un bandito. Se il bandito uccideva la guardia, cosa fa? Gli dava anche il premio. È ora di finirla, perché ormai siamo un schifo. Questi ragazzini che danno botte, fanno di tutto, anche a sti poveri vecchietti. Mica non mi succeda mai, perché io non rispondo di me, specialmente se gli fanno male a un figlio o un nipote. Vado a casa sua, prima batto i genitori, poi batto il ragazzo. È ora di finirla. È tanto che ho voglia di sfogarmi. E adesso ho preso la linea, mi sfogo, perché è un schifo. Grazie e buongiorno. Grazie a te cara Paola, grazie anche di aver chiamato, che la gente come sentite è stanca, non ne può veramente più, non può essere in balia di un ragazzino che potrebbe essere il figlio, il nipote, che questo si permette di fare qualsiasi cosa, non è assolutamente possibile. Allora andiamo a vedere anche questa sentenza per maltrattamenti, andiamo a sentire e poi commentiamo. Puoi fermarti. Una vita di soprusi, violenze continue, un 43enne italiano ha reso alla moglie di origine marocchine ogni giorno un inferno per ben 6 anni. Dal 2017 al 2023 l'uomo, complice anche una dipendenza dagli alcolici, trovava ogni pretesto per aggredirla, picchiarla, umiliarla in pubblico, fino a quanto addirittura tentato di dare fuoco alla casa della donna, 35enne, dove abitavano i figli allora minorenni della coppia. Una situazione insostenibile che ha portato la moglie a sporgere denuncia. Così il 43enne è finito a processo con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione. I due, residenti nell'Interland trevigiano, si erano sposati, ma poco dopo il matrimonio la loro storia d'amore era finita. Nemmeno la nascita dei 2 figli aveva cambiato la situazione, tanto che una sera nel 2023, dopo l'ultima scenata e aggressione, la 35enne si è rivolta alle forze dell'ordine. Ecco, abbiamo sentito questa aggressività. Secondo te, Raffaele, quando è che una donna deve capire l'importanza della sicurezza personale? Iniziare veramente a fare un percorso, perché tra i femminicidi, i numeri che abbiamo, che sono numeri veramente impressionanti, tra queste ragazzine che iniziano a alzare l'asticella, ma se lo fanno i maschietti lo faccio anch'io, e siamo anche noi forti, cioè non riusciamo più a comprendere nella bilancia cosa mettere, da che parte far pendere la bilancia. Prego Raffaele. Allora, innanzitutto in famiglia credo che ci debba essere un rispetto in famiglia prima di tutto, cioè la cellula della società è la famiglia, quindi è importante che ci sia da parte di tutti rispetto, in questo caso verso la donna. Quindi è vero che i genitori sono i primi modelli che un figlio o una figlia hanno, quindi è chiaro che hanno una certa influenza su questi ragazzi. Poi chiaro nella scuola, cioè giriamo sempre attorno alla stessa. Però, Raffaele, giriamo sempre allo stesso però discorso. mi pongo una domanda e la faccio quasi tutte le mattine. Ma se io ragazzo o ragazza non ho fortuna di avere genitori autorevoli, per varie ragioni, anzi ho più di un genitore, non capisco neppure chi sono, come mi ha detto quel ragazzo, ho una scuola che non è sensibile al problema che io sto vivendo perché riesco a mettermi la maschera e nessuno vede la mia fragilità, chi è che mi tende la mano? Io torno sempre nella mia esperienza.
perché chiaramente non posso, cioè possiamo parlare a livello teorico di tutto. E in questo caso la mia esperienza dice che l'aspetto di praticare un'attività sportiva, marziale in questo caso, perché chiaramente aiuta a dare maggior sicurezza di se stessi, maggior capacità anche di introspezione, puoi avere dei modelli che non trovi, che magari non hai trovato nella famiglia o nella scuola non ci sono. Quindi perché vanno in imitazione, come hai detto tu prima, cioè, hanno bisogno che gli si insegnino delle cose, cioè, hanno bisogno che gli si trasmetta dei valori, capito? Altrimenti loro come fanno a trovarli? Quindi io credo che l'attività sportiva in questo caso dia la possibilità loro di scoprire nuove cose che prima magari neanche ci pensavano o neanche sapevano che esistessero. Quindi io credo che il rispetto, cioè lo sport per esempio, una delle prime regole è il rispetto, capito? Quindi rispettare le regole, il rispetto dell'avversario, dell'altra persona, dell'altro competitor. Quindi ci sono, cioè si basa sulla cultura in questo caso. Quindi hanno questa possibilità. Ora, stiamo cercando di cambiare questo trend che è un po', come dire, è vero anche che ci sono moltissimi bravi ragazzi, come si diceva prima, non è che la maggioranza sono brutti ragazzi, sappiamo, capito? Quindi sono gli altri che dobbiamo lavorarci, perché veramente cominciano a infastidire. Io credo che bisogna avvicinarsi a loro, cioè attraverso nella mia possibilità, attraverso lo sport, attraverso le arti marziali. Ci possono essere altre modalità che chiaramente altri esperti possono, capito, non lo so, attraverso ci sono altre possibilità, ma nel mio caso lo sport è fondamentale per dar loro una visione diversa della vita e far capire loro che ogni cosa che loro fanno non è regalata, cioè ogni azione che loro fanno ha una conseguenza. Reazione, azione. Azione, reazione. Azione, reazione. Andiamo a vedere invece, visto che non ci facciamo mancare niente, che abbiamo anche i rifiuti, andiamo a vedere a Padova i furbetti dei rifiuti. Andiamo a sentire, perché poi questi sono genitori magari. La polizia locale della Federazione del Campo Sampierese, guidata dal comandante Antonio Paolocci, ha individuato 8 persone intente ad abbandonare i rifiuti senza rispettare le regole, tutto grazie a telecamere nascoste e appostamenti degli agenti. In particolare, grazie a 10 apparecchi ribattezzati fototrappole di proprietà di Etra e utilizzati dalla polizia locale in punti strategici di tutta la zona dell'Alta Padovana. Pizzicato così anche un artigiano di Santa Maria di Sala che in via Capitello a Borgorico ha abbandonato rifiuti scaricati dalla sua auto, comprese lavatrici e mobili. E poi altri 7 trasgressori residenti a Piombino Dese e nella provincia di Venezia, fotografati quasi ogni giorno in piazza Pio X a Piombino Dese, mentre abbandonavano rifiuti nei pressi dei contenitori della Caritas. E mentre prosegue l'attività di controllo in vari comuni dell'Alta Padovana, chi è stato già individuato, ovvero 8 cittadini, dovranno pagare una multa di 300 euro a testa. Pochi? Ecco, io ho dell'idea che sono anche pochi 300 euro. No, perché veramente, ma avete visto? Cioè io non riesco a capire, ma
Poi a casa questi come si comportano? Ecco qua che arrivo alla domanda che ti facevo prima. Ma se io poi arrivo a casa e mi trovo con questi genitori, con questi fratelli, con queste sorelle, capisci che come mi comporto quando esco? Perché io sono convinta che c'è sempre qualcosa all'inizio, quando li prendi a uno e scavi veramente bene, certo, e lo guardi negli occhi e gli dici vieni qua che spieghiamo un attimino, che ti guardo bene io, chi sei e perché fai queste azioni. Cosa ti dicono quando tu le guardi e gli fai capire che non gira più così per lei, che gira in un'altra maniera? Come le vedi? A parte la fragilità, cosa ti dicono queste ragazze quando tu parli assieme e gli fai capire che veramente all'azione seguirà una reazione diversa da quelle che sono abituate a vedere e a sentire? Proprio l'altro giorno che stavo facendo lezione nella scuola, c'è una ragazzina, per esempio, che si vede che è la leader e tutte girano attorno a lei. Però quando la stacchi e magari mi avvicino, faccio gli esercizi con lei, eccetera, lei vedo che ha bisogno di qualcuno che gli dia delle regole, ha bisogno di qualcuno che entri dentro la sua sfera, che si senta comunque rassicurata. Probabilmente mancano un po' di queste cose qui, magari vive questo disagio, quindi l'avvicinamento, il cercare comunque di interagire, cercando di entrare in confidenza, sono ragazzine normalissime, non sono diverse dalle altre. Non sono streghe. No, assolutamente. Forse hanno solo bisogno di essere un po' più capite e di essere un po' avvicinate da persone che magari le danno anche una motivazione, esattamente, dar loro degli obiettivi da raggiungere, anche semplici. Per esempio, era scordinata, le dicevo bisogna che... Perché non sei proprio il numero uno, guarda come ti muovi male, No. Bisogna anche... Sì, credo che il fatto che comunque le isoli in qualche modo, quindi non hanno più la protezione del gruppo, il sostegno delle altre ragazze, quindi si sentono un po' spogliate, diciamo, essere un po' autorevoli, autoritari anche. Un po' e un po'. Un po' il bastone, un po' di carota, bisogna dar loro delle regole, ma anche dar la possibilità che si esprimano, che si aprano, altrimenti diventa solo un'imposizione, e con l'imposizione evidentemente non si raggiunge nulla di che. L'obbligo di fare una cosa. Ma alle volte bisogna comunque obbligarle, perché altrimenti tendono a far confusione, quindi anche ci sono dei momenti in cui bisogna obbligarle a fare qualcosa, anche anzi, quando c'è un obbligo di solito è controvoglia, perché hanno bisogno di disciplina in qualche modo. È vero anche che delle volte invece il gioco, attraverso il gioco si sfoga la rabbia. Esattamente, dai spazio anche a quel momento in cui invece è più rilassante la cosa, imposizione e anche sfogo attraverso un gioco più piacevole. Sai cosa mi ha detto un ragazzo che ha avuto ospite, voi ve lo ricordate, il giorno di San Valentino, quella coppia di ragazzini che è venuta qua, che è stato regalato anche il cuoricino a loro. Il ragazzo mi ha detto: guarda Mirella, ad esempio i famosi Maranza, così adesso vengono chiamati, se tu li prendi a uno e gli dici cosa hai piacere di fare, non so, ti piace la musica, la moda, la pittura, lo sport, gli dai il gioco che lui piace, che lui interessa, che lo intriga e diventa protagonista, quello diventerà il più bravo ragazzo. Sei convinto di questo che ha detto questo ragazzo? Sì, assolutamente. È quello che dicevo un po' prima, trovare, dar loro la possibilità di incanalare questi talenti che magari hanno nascosti, che non conoscono, attraverso la musica, lo sport. Scusate.
Il microfono. Attraverso delle attività, la parte artistica è molto importante perché fa esprimere le proprie potenzialità e allo stesso tempo scopri anche chi sei. Perché molte volte cioè, per realizzarsi bisogna scoprire chi sei, quali talenti hai e in che direzione devi... La tua creatività, magari sei anche un creativo e nessuno lo sa. E tu senti magari che c'è qualcosa dentro te ma non riesci a esprimerla da solo, devi essere accompagnato. Questa è una cosa molto importante e sottoscrivo quello che questo ragazzo ha detto rispetto a assolutamente l'ha detto proprio. Allora a questo punto noi andiamo in pubblicità, Raffaele rimane con noi perché c'è un altro ospite graditissimo, pubblicità. Dopo aver visto Casa Aurora, è con noi Mauro Vettorello. Grazie Mauro, questo presidente che sta cercando di creare un dopo di noi importanti anche per i diversamente agili con dei gravi problemi, per far vivere loro una quotidianità, un'accoglienza. Ecco, avere questa sensibilità di capire che di fronte a una persona fragile, ma se vuoi e puoi, riesci anche a dare una quotidianità che non avrebbero grazie a questo mondo del volontariato, a questi genitori. Allora, cosa abbiamo visto, Mauro Vettorello? Anche Raffaele Garisi è rimasto sorpreso nel vedere cosa riescono a fare i volontari, le famiglie, i genitori che si rimboccano le maniche e iniziano un percorso che poi avete visto realizzato. Prego Mauro. Grazie Mirella, buongiorno a tutti dell'invito. Questa è Casa Aurora, una residenza per ragazzi diversamente abili. Mi sono imboccato le maniche perché altrimenti non c'era uno sviluppo per mio figlio Michele in un contesto così familiare, una casa così dove c'è proprio una connessione di famiglia, non c'è una connessione di comunità, non c'è una connessione di un gruppo appartamento, qui chi entra lì è un gruppo di famiglia.
Certo l'impegno è forte, l'impegno è grande perché noi siamo sostenuti sulla parte pubblica, perché con la legge del 112 tutto il resto mette la famiglia, tutto il resto poi mette il territorio, mette quelle aziende, quelle che ci credono in questo progetto innovativo ma difficile da portare avanti. Certo per Michele quello che mi auspico è una vita il più serena possibile, una vita più inclusiva possibile, perché la casa Aurora l'abbiamo voluta all'interno di un piccolo quartiere che è un piccolo paesino di Lutrano, nel comune di Fontanelle, però credo che all'interno di una nel verde della meravigliosa campagna veneta che abbiamo. Certo, vicino al Giro Monticano, vicino tutto in sicurezza con una pista ciclabile che può servire fino a Derzo, però la comunità si rigenera, quindi quello che penso e che pensavo è quello di far sì che la comunità poi si prenda carico di questi ragazzi, insomma, ecco. Anche come vedi la situazione, Mauro Vittorello, questo mondo del volontariato che io lo dico tutte le mattine deve girare col commercialista, dobbiamo pagare per fare volontari, per iscriversi a RUNS e vincere i bandi, ecco vorrei capire chi fa questi bandi, perché come diceva Mauro prima fuori onda, basta una virgola sbagliata che non riesci più ad andare avanti a fare le iscrizioni, ma chi è che fa ste robe qua? Quando benissimo basta che schiacciano un bottone e sanno chi siamo, cosa facciamo, produciamo, eppure mettono la burocrazia sempre di più e mi dispiace perché abbiamo perso tanti del mondo del volontariato, tante persone che non sono riuscite a rimanere perché veramente anche economicamente non la facevano, questi corsi di formazione, capite che abbiamo volontari diversamente giovani che dicono ma chi me lo fa fare Mirella, sto anche a casa a sto punto, ecco come vedi la situazione? Questo è Mauro? quello che viviamo tutti i giorni, viviamo tutti i giorni perché un'associazione come la nostra, formata da 56 famiglie, seguiamo circa 45 ragazzi con disabilità importante, dobbiamo fare dei corsi, corso sicurezza, corso antincendio, corso primo soccorso, preposti, quindi io sono un piccolo imprenditore e queste cose qua le vivo tutti i giorni, ma nel mondo del volontariato, dicevi bene Mirella, ho chiesto a dei miei volontari di fare dei corsi, ma Mauro anche noi, insomma, ecco perché poi gente di una certa età, ma non per questo, non è facile, insomma, c'è tanta burocrazia. Proprio ieri sera, come dicevo prima fuori onda, ci siamo messi a fare per fare tutti i passaggi a RUNS, siamo stati un'ora e mezza perché basta sbagliare al posto di scrivere 2024, scrivi 24, non ti permette di continuare, quindi devi riprendere da capo e firma digitale e quant'altro, insomma, ecco, c'è molto da fare. Un'associazione come la nostra, che è un'associazione, adesso è ODV, stiamo passando a APS perché vogliamo trasformarci per avere, anche per poter, perché noi poi i ragazzi fanno delle attività che vorremmo mettere nel mondo del mercato per poi ricavare qualcosa, però questo nel mondo del mercato ce lo permette fino a un certo punto, quindi stiamo pensando di passare, anzi stiamo passando in APS per fare questo, però ci sono 3 in amministrazione, c'è un coordinatore, 8 dipendenti e tutta questa non diventa più, diventa una piccola azienda, non è più un mondo del volontariato, cioè non è più volontario, ma diventa una piccola azienda dove portare avanti queste attività. D'altra parte i temi sono talmente delicati e problematici che non è che chiunque possa fare qualsiasi cosa, hai bisogno di professionalità, certo, perché questi ragazzi devono essere accompagnati con perché poi il legale rappresentante poi rischia grosso. E poi perché c'è il legale rappresentante che sei tu che rischia grosso. Però come vedi tu questo mondo del volontariato? Perché dicono che c'è un cambiamento epocale, ma io lo dico che c'è anche un cambiamento epocale nel mondo del volontariato e lo dico ai politici, anzi ai politicanti. Guardate che se perdete il mondo del volontariato non ce ne sarà per nessuno, perché voi basta che alziate il telefono, il volontario arriva, dà, produce senza chiedere nulla in cambio. Durante la pandemia hanno dimostrato e abbiamo dimostrato cosa riesce a fare il volontario, che mette anche a repentaglio la sua sicurezza per aiutare gli altri, ma non è servito a niente, perché come ha detto Mauro Vittorello continuiamo ad avere una burocrazia e un pochissimo sostegno che veramente è una cosa incredibile. Io quando ho letto i bilanci regionali, lo dico anche a te Mauro Vittorello, e avevo anche una donna, una
caregiver che non è neanche più caregiver perché poveretta il marito con Alzheimer giovanissimo perché ha avuto a 40 anni due bambini, ecco, e non riesce anche lei a sbarcare il lunario perché deve andare a lavorare, lui è in casa, è una RSA, perciò con dei costi incredibili. Quando ha sentito che a una dama sono stati dati 250.000 euro per questa dama, mi ha chiamato e ha detto anche no Mirella, anche no, cioè per 2 o 3 giorni 250.000 euro alla dama, e dopo sempre a quei comuni che sono vicini alle forze politiche più in voga riescono ad avere tanti soldi per il Natale, e poi il mondo del volontariato è allo stremo perché non riesce a sopravvivere, cioè anche qua sarebbe da cambiare un po' di aria fresca, dico io, non farebbe male, perché se questo è l'andazzo, Raffaele, cosa vuoi dire? Guarda, quando si vuole controllare, prima di tutto, perché è tutta una questione di controllo quello che fanno, complichiamo le cose, cioè stanno complicando un po' le cose. Quando vogliono, un po' tanto? Quando c'è questa volontà di controllare anche una persona o comunque delle associazioni che non hanno nulla a che fare con associazioni di volontariato, che quindi comunque non hanno un resoconto economico, un riscontro economico, ma mettono il servizio della persona al primo posto. Quindi veramente siamo, cioè quando si vuole controllare anche questo tipo di realtà siamo alla frutta, perché cioè lasciare la possibilità, e quindi non complicare ma semplificare tutte queste attività che vengono svolte in maniera volontaria, sì, bisognerebbe un attimo rivedere la cosa, perché stiamo burocratizzando anche le cose più semplici, le cose più importanti, più basilari. Il volontariato non può essere controllato in questo modo. Allora adesso andiamo a Udine, andiamo a vedere questo servizio cultura e sicurezza sul lavoro, e poi ne parleremo anche con Mauro Vettorello, che è anche un imprenditore. Andiamo a sentire. Un fatto comunque importante è che questa tragedia sia stata accompagnata da una mobilitazione generale che vede appunto la presenza costante e l'attenzione su questi temi. La Sala Iace di Palazzo Daronco a Udine ha ospitato l'evento per una cultura della sicurezza dalla scuola al lavoro, un appuntamento dedicato alla prevenzione e alla formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. L'iniziativa, promossa da Walter Rizzetto, presidente della 11ª Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, ha messo al centro il recente traguardo legislativo che introduce l'insegnamento della sicurezza nelle scuole con l'approvazione definitiva della legge da parte di Camera e Senato. Un tema che l'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro porta avanti da anni con impegno e determinazione. Esperienza dell'associazione nella tutela delle vittime del lavoro e nella promozione della prevenzione. Che è stata votata la mia legge. Stamattina l'abbiamo presentata qui a Udine con le associazioni, con la parte datoriale, con Confindustria, con la scuola, con l'università, con gli avvocati, con il tribunale, per dire che serve insegnare la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel nostro paese ad oggi muoiono purtroppo drammaticamente ancora 3 persone al giorno sui luoghi di lavoro. Dal decreto 81 in poi, testo unico, siamo molto bravi nel sanzionare, siamo un po' meno bravi nel prevenire. Io penso che la cultura della sicurezza vada esattamente in questo senso: prevenire e far dire anche dei no. C'erano delle classi oggi di ragazzi, io ci tengo molto, far dire dei no a dei ragazzi che saranno chiaramente il futuro lavorativo del nostro paese. Quindi dal prossimo anno scolastico con questa legge si insegnerà la sicurezza, ne va della loro salute e drammaticamente anche ogni tanto della loro vita. Allora,
Allora, Mauro Vettorello è anche un imprenditore, perciò capisce bene di quello che stiamo parlando. Ecco, com'è la storia? Perché bisogna anche che ce la spieghiamo questa storia, cosa vuol dire sicurezza sul lavoro e cosa si fa per la sicurezza sul lavoro. Perché parlavo prima anche con i miei ospiti, io delle volte, e ve l'ho già detto, passo davanti a queste nuove costruzioni e vedo questi operai senza caschetto, senza le misure di sicurezza che obbligatoriamente dovrebbero avere. Però io capisco che qualcuno dice sì, ma non se li mettono, cosa faccio? No, tu devi essere là perché sei pagato apposta, c'è un responsabile, e nel momento che vedi che l'operaio è senza caschetto devi dire adesso tu ti devi mettere le cose per la tua sicurezza. Siccome ci sono tanti cantieri, alla fine noi ci troviamo in questa situazione, poi ci cade il morto e là succede la tragedia. Prego Mauro. Beh, nel nuovo sistema di sicurezza c'è un preposto che, come ce l'abbiamo in associazione, come dicevo prima, c'è un preposto che deve seguire esattamente tutti i parametri per la sicurezza. Devo dire che anche nella mia azienda faccio fatica a inculcare, lasciatemi passare il termine, al dipendente che deve muoversi in una certa maniera, perché Mauro, devo solo prendere questo, è un attimo, però quell'attimo poi ti può condizionare la vita tua e ti può condizionare la vita del titolare. Quindi nel mondo del lavoro veramente ci sono negligenze, c'è poco controllo da parte dei preposti, perché sono quelli che devono controllare, ma tanto è così, ci sta un attimo e ci finisce. Quindi devo dire che stiamo facendo dei passi avanti, perché tutte queste nuove corsi prima non c'erano. Però c'è ancora tanta strada da fare, c'è stata strada da poter fare in modo che nel mondo del lavoro, perché si sentiva prima 3 morti al giorno, ma ogni giorno c'è un dramma, insomma, ecco, c'è un dramma che succede in tutte le aziende, e quindi questo va sicuramente depellato. Insomma, allora, andiamo a vedere anche questo incidente che è successo ieri proprio qui a San Biagio di Calalta, alle porte di Media Nord-Est, per capire che forse bisognerà intervenire in qualche maniera. Andiamo a vedere questo incidente. 28 tonnellate di tralicci cemento, ovviamente caricate sopra un mezzo che ha la sua massa primaria e un carico da 44 tonnellate massima completa. Ecco, ma questi tralicci poi hanno perforato anche la cabina? Cos'è successo? No, sono traslati in avanti completamente e il colpo stesso ha tranciato la cabina di netto del camion. Per fortuna non sono entrati in cabina, hanno dato il colpo e per fortuna i giunti della cabina si sono tranciati, altrimenti saremmo qui a parlare di altri problemi, perché veramente l'autista altrimenti staremo qui parlando di una persona che non c'è più. È la cronaca di una tragedia sfiorata, quella che si è registrata sulla Postumia poco dopo l'ora di pranzo, con un mezzo pesante che ha perso il suo carico sull'asfalto. Alla guida un 58enne trevigiano, da 10 anni dipendente della Man Group, azienda di San Biagio di Calalta, che da qui dista qualche centinaio di metri. Antonio Tiveron ne è il presidente ed è stato tra i primi ad accorrere sul posto. È lui stesso a rassicurare sulle condizioni di salute del suo collaboratore, portato cosciente in ambulanza al Cafoncello. Ho sentito adesso l'autista, mi ha detto che sta bene, tanta paura, una gran botta, e adesso stanno finendo gli ultimi accertamenti, ma sta bene, perlomeno fisicamente sta bene. Mi ha spiegato la dinamica. Lui ha detto che davanti di lui la macchina del postino ha frenato di colpo e ha girato a destra e lui non è riuscito praticamente a frenare, prima ha già dovuto frenare di colpo e quindi il carico gli si è traslato avanti. E infatti mi ha chiesto, è ancora lì la macchina del postino? Ho detto sì, guarda, adesso qua ci sono il comandante dei vigili che lo sta intervistando. Sul posto, accanto a polizia locale, carabinieri e anche i vigili del fuoco, a loro con l'autogru è toccato il delicato compito di sgomberare la carreggiata e mettere in sicurezza l'area. Traffico deviato sulle laterali, con la situazione rientrata nella normalità solo nel primo pomeriggio. Allora, qualcuno mi ha chiesto, e lo dico perché giustamente anche per capire, mi dico, ma Mirella, questo incidente poteva avere delle conseguenze mortali enormi? Avete sentito che cariche, che tonnellate? Ma non dovrebbero esserci delle pattuglie, delle macchine che veramente mettono in sicurezza? Perché qui stiamo parlando di tonnellate e tonnellate, basta solo che avete sentito questa macchina davanti gira, e questo deve frenare, ma frenando di colpo
Cioè, come la vedi tu da imprenditore? Perché guardate che sono incidenti che fanno veramente riflettere l'importanza della distanza di sicurezza che nessuno tiene o pochissimo. Hai detto un po' de peton davanti, cosa ha fatto? Cioè, come vedi questa situazione? L'ho sentita velocemente di sera, adesso lo vedo molto più affluentemente, è una cosa molto pericolosa, perché anche mi viene da dire, se ci fosse stato un ciclista che passava in quel momento lì sarebbe stata veramente una strada, anche perché sono carichi importanti. Io vedo passare per le strade quando c'è un carico eccezionale, ci sono, come dicevi tu Mirella, una macchina davanti con i lampeggianti gialli e una dietro, in modo che fa. E poi questi carichi adesso non so se possono, però di solito viaggiano in orari con molto meno traffico o notturni, insomma, ecco. Però vedo una cosa molto pericolosa, con un peso sopra un carico importante. Perché anche qua non si parla di sicurezza stradale, alla fine è una sicurezza stradale, perché sono veramente dei pericoli importanti che girano. Anche qua non si riesce a capire chi ha torto, chi ha ragione, come ci si deve comportare, i pesi, perché poi alla fine dai con gli avvocati. E gli avvocati prendono in mano la situazione. Quello che veramente vorrei anche capire, anche con te Raffaele Garisi, quello che hai detto stamattina, questo messaggio, perché è sempre sicurezza da una parte, dall'altra, l'anziana con la telecamera, se no arrivano gli albanesi dentro in 4, il camion con questi popò di carichi, la macchina delle poste gira, la sicurezza per le fragilità, ma alla fine siamo sempre punto a capo, che hanno fatto un gran minestrone dentro tutti, e non si riesce più a capire chi ha torto e chi ha ragione, e arrivano gli avvocati. Prego. Ma allora, la sicurezza, va prevenuta, anziché arrivare a far sì che ci sia un pericolo, un danno, un qualcosa, bisogna prevenire. Io credo che adesso non voglio, però anche le distanze di sicurezza in questo caso avrebbero funzionato, cioè se evidentemente la macchina o comunque il camion fosse stata a una distanza di sicurezza tale da far sì che frenasse non di colpo ma adagio, il carico non sarebbe trasladato in avanti, quindi bisogna un attimo andare con calma. Le regole servono proprio a questo, a dare un po' di... Il problema è che in questo paese non si riesce a capire quali regole abbiamo, perché ognuno se le facciamo. Tanto qual è il problema? Esco di casa e mi faccio le mie regole. Bisogna essere colpiti in qualche modo, o economicamente o in altri modi. Paola da Padova, ciao Paola. Sì, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, sono d'accordo che i giocatori dovrebbero cambiarsi ogni tanto per aria fresca, ma se non cambiano le regole del gioco siamo sempre lì, devono cambiare giocatori ma anche regole del gioco, perché sennò è solo un cambiare di bandiera ma dopo di sostanza non cambia niente. A proposito di cose folli della burocrazia, de schei, buttai via, allora per esempio Villa Rodella, che tutti conoscerà del nome o gran parte, ex Villa di Galan, che è stata naturalmente pignorata, è qualcosa di un sogno, non so, a vederla così dovrei avere almeno una cinquantina di stanze, palladiana, una cosa tipo Versailles per noi mortali, su un posto stupendo, Rovolon Alta, con una vista magnifica, un parco magnifico. Bene, è andata all'asta e ha vinto l'asta un'associazione insieme, mi sembra, di Rovigo. Per 40 anni pagheranno 30 euro al mese, cioè di affitto meno che un garage, ma dicomi, ma a chi dopo che ne farai, chi è che gioverà di questo spettacolo, di questo sogno? Anziani? Non autosufficienti? No, per promuovere l'arte. Cioè, noi altri vecchi siamo qua che abbiamo costruito a Sarassù, che non abbiamo l'ascensore su 60 metri quadrati fatiscenti, e questi che dà in affitto per 40 anni a 30 euro al mese,
che loro vanno dentro e promuoveranno l'arte. Promuovere la disabilità e l'anzianità e le difficoltà e la povertà, no. Ecco, questa è una delle tante cose che fanno indignare a proposito del discorso. Ognuno se fa e se regue, nessuno sa chi che comanda, ed è sempre i lazzaroni e i furbi. Comunque speriamo bene, dai, finché che sia Mirella che appunta su questo primo dopo. No, solo la Mirella, guarda qua che colossi ho in fianco questa mattina. Allora, grazie cara Paola, grazie della telefonata. Mauro Vettorello, cade a pennello per te questa telefonata. Ecco, perché tu stai cercando invece di dare visibilità e autonomia a quelle fragilità, specialmente stai pensando anche a tuo figlio e non solo a tuo figlio per un dopo. Ecco, è quello che chiede Paola. Chi usufruirà di questa meraviglia? Ecco, ci sarà un qualcosa che controlla, qualcuno che controlla? Cos'è l'arte? Perché parlare di arte vuol dire parlare a 360 gradi. Prego Mauro Vettorello. No, vorrei avere io un affitto di 30 euro al mese al posto di un mutuo di 1.600-1.700. Avete capito? Sì, adesso non voglio entrare perché l'arte fa parte di questo, di una cultura. Certo, dico, ecco, mi allaccio al fatto che ci sono... Ma scusa un attimo, facciamo una parentesi. Se ci fosse stato un bando, visto che penso che... capiamo tutti che qualcuno avrebbe potuto... Tu avresti partecipato? Ah, se avessi saputo potrei aver partecipato, certo. Allora noi vorremmo mi viene anche da chiedere, scusa se ti interrompo, vai. mi viene anche da chiedermi tutte queste canoniche chiuse, esatto. Perché adesso ne abbiamo tantissime. Perché hanno raggruppato tutti i parroci, non ce n'erano più, quindi hanno raggruppato tutte queste canoniche che poi sono lì e vanno in decadenza. Perché non le diamo anche ai giovani, perché si ritrovino, perché facciano aggregazione? Come una volta che c'erano gli oratori, diciamo. Perché non li diamo, perché così li facciamo solo decadere e tra poco invece entrano in un circuito, associazioni di volontariato che fanno anche inclusione. Questo potrebbe dare uno sviluppo importante a un paese, ai paesi. E quindi mi allaccio al fatto che ho sentito adesso, sarei sì, ma chi è che decide chi partecipa? È questo che non si sa. Questo che noi vogliamo questo che anche vogliamo capire. Perché certo. Siccome a quello che risulta è una casa confiscata, perché alla fine è stata confiscata, come vengono decise queste veramente agevolazioni? Ecco, questo dare la possibilità a chi? Cioè, ci sono dei bandi o non ci sono dei bandi? Come funziona? Perché nessuno ci spiega mai niente. Tu sai di cosa parlo? Tu sapevi di questa cosa? No, non sapevo. Raffaele, cosa vuoi dire? Anche per te, per voi il mondo dello sport, quello che ha detto Mauro, fare inclusività con questi ragazzi, quello che facevamo a Villa Margherita, certo, poi alla fine questa è la dimostrazione, qualcuno ha detto manca una virgola, serra tutto e via, e devo ancora ricevere risposta. Se il comune vuole darmi anche risposta mi farebbe anche un piacere a sto punto, perché visto che sono stati presentati anche dei progetti sarebbe utile anche avere una risposta, o sbaglio? Prego Raffaele, tu facevi parte, perché ricordate non c'era solo la Mirella dentro, eravamo tantissime associazioni all'interno di Villa Margherita. Prego Raffaele Garisi. Guarda Mirella, io mi sono stupito di come così tante associazioni si siano riunite con diversissime... Stai parlando di Villa Margherita? Sì, esattamente, come siano riuscite tutte queste associazioni, ripeto, con diverse traiettorie, con diversi interessi, a interagire tra di loro e portare avanti un progetto comune. È incredibile, io mi sono stupito di questa cosa qui, ed è la grande forza questa, cioè la forza delle associazioni di volontariato che hanno uno scopo comune, quello di aiutare, esatto. Senza nessun altro finalità, esattamente. E questa è la cosa che ora
Mi allaccio a quello che diceva Mauro, tutte queste associazioni che non hanno magari un posto dove aggregarsi, non hanno un luogo dove poter lavorare e quindi hanno difficoltà, e ci sono tutti questi stabili effettivamente che sono lì fermi, lasciati in decadenza, cioè parliamo di Villa Franchetti, vuoi che parliamo anche di Villa Franchetti? Guarda, visto che la conosciamo. Un posto eccezionale dove è lasciata nel degrado assoluto. Assolutamente, dove oltretutto la facevamo rivivere, e questa è la cosa importante, cioè portavamo la gente lì a gente che si divertiva, che interagiva, e quindi cioè, è un peccato davvero, è un peccato mortale questa cosa qui, lasciare dei posti così come Villa Margherita, lasciata lì ferma, cioè ci dovrebbe essere stato anche un interesse da parte del comune di far rivivere tutta questa zona qui. Anche perché il sindaco Mario Conte, quando è stato presentato il progetto, che eravamo tutti presenti, ha detto non la chiuderemo più. Certo. E questo è il risultato del non la chiuderemo più, perché io capisco che può essere qualcosa, ma allora ci si mette attorno a un tavolo, si discute anche con chi magari ha detto così non mi va bene, perché voglio capire, allora capiamo tutti assieme, visto che avevamo riunito, come detto giustamente Raffaele Garisi, tante associazioni, ma non è il problema di Villa Margherita o di Villa Franchetti, è come ha detto Mauro, che queste realtà pagano fior di soldi e di mutui per aiutare gli altri, quando avrebbero potuto partecipare a dei bandi ed avere delle condizioni molto agevolate. Certo. È questo che non riesco a capire, perché lui deve pagare 1.600 euro di mutuo al mese e queste altre associazioni a 30 euro hanno una villa a disposizione meravigliosa. Ma chi fa chi è cosa? Perché non cioè una spiegazione ce la voglio dare a questo uomo che ha cercato, dopo quello che aveva colpito il figlio, di rimboccarsi le maniche e di dire vediamo se riusciamo a trovare il dopo di noi, cosa farà mio figlio dopo di me. Capite che non ci sto, che bisogna parlarne con gli addetti ai lavori. Prego Mauro. Dici bene, cioè, non è stato facile per noi, perché io quando sono arrivato ho capito subito che dovevamo trovare qualcosa per farli stare assieme, perché Michele me lo chiedeva, non perché proprio Michele mi diceva vado al mare da solo, voglio stare con i miei amici, e quindi non è stato facile, e quindi tu lo sai perché ci sei stata, la prima casa che è Villa Alba, in un contesto meraviglioso, però anche lì paghiamo un affitto, non è che ce l'hanno donata. Che non è a 30 euro? Che non è a 30 euro, non è a 30 euro sicuramente al mese. Quindi aver trovato delle strutture a un costo agevolatissimo sarebbe stato per noi perché noi viviamo, come ho detto prima, ogni giorno lottando sul fatto di reperire dei fondi, perché le famiglie mettono, ma mettono tanto. Però non è che per la famiglia posso chiedere 5.000 euro al mese la famiglia, quindi devo andare a suonare i campanelli e a chiedere al territorio che ci dia una mano, insomma, ecco, fare degli eventi che costano anche quelli, perché non sono gratuiti. Costano di denaro e costano anche di impegno, insomma, ecco, di tempo. Ascolta Mauro, ormai siamo in chiusura, ecco, che appello vuoi fare questa mattina a quelle persone che dovrebbero ascoltare, questi presidenti di associazioni che ce la stanno mettendo tutta per un bene comune, ecco, per un bene comune, non per il proprio bene, un bene comune. Prego Mauro. Beh, vorrei lanciare un grido d'aiuto, perché come dicevo poc'anzi siamo un'associazione di volontariato che sta cercando di portare una cosa di innovativa. Faccio sempre questo esempio, l'ho detto anche venerdì scorso che sono stato a un convegno ad Oderzo. Quando abbiamo aperto la prima casa, che è Villa Alba, una mamma mi ha detto: Mauro, io adesso posso portare mia figlia in un contesto protetto e posso andare a Oderzo, in piazza Oderzo, a bermi un caffè con mio marito. Cioè chi non prova e non ha la disabilità in casa, non riesce a capire queste parole qua, perché mio figlio Michele non lo posso lasciare da solo, deve essere sempre custodito, deve essere sempre guardato, quindi non posso uscire e andarmi a bere un caffè. Quindi lancio un appello sul fatto che ci diano una mano
anche gli imprenditori, perché nel territorio è ricco di imprese. Come dice anche... Mirella, un Picasso in meno, un palazzo in meno, un yacht in meno. Veniteci a conoscerci, perché è giusto anche che ci conosciate, è inutile che venite a vedere cosa facciamo, perché non voglio che ci dicano venite a vedere cosa facciamo, ma credo che il percorso che abbiamo intrapreso sia un percorso importante per un durante per arrivare al dopo. Grazie a questi miei ospiti importanti di questa mattina, veramente grazie. Adesso ecco, ci consoliamo con questa musica meravigliosa dei solisti veneti. Ciao, a lunedì.